conosco Antonio. Sì, sono tutti lì. Non c'è Gianluigi, non vedo Gianluigi ancora per là. Allora, vediamo un po'. Ecco, io stavo guardando la mia presentazione, se è tutto a posto. Che cosa esce? Adesso sì, no, un po' di dati li abbiamo, però poi qualcosa la salterò perché poi con Antonio ci siamo coordinati, quindi un po' di cose le dirà lui sul trasporto marittimo, un po' di cose le dirò, le dirò io. Tu a che ora devi parlare? Dove sei tu? Io ho l'ultimo intervento, quello di Sì, sì, 18:30. sì, con Agostino, sei Con giusto? Agostino, sì, e con un'altra persona che, insomma, Sì, le tonnare, Hotel Le Tonnare di Schintino, vedo. il tema è interessante perché ci ho fatto due chiacchiere e questo concetto di posizionamento over 12, che è originale, insomma. Over Perché 12. Ah, sì, loro ospitano soltanto famiglie, single, quello che ti pare a te, basta che non ci siano bambini under 12. ah, È un ah. posizionamento molto netto, insomma, per Sì. un resort. Ma questi chi? Le tonnare o no, le tonnare. Ritornare, ritornare. Ah. Ma è perché nasce da esperienze negative o nasce da una No, scelta? nasce da, questi sono in start-up, nel senso che sono partiti ora, insomma, l'anno scorso credo. Loro sono molto forti in Puglia, è un gruppo con un imprenditore marchigiano che hanno, sai, Italia Turismo, che poi è, diciamo, quindi sono in gestione su property di Italia Turismo. E questo è un posizionamento che hanno provato a fare anche in Puglia Sì. e con grandissimo successo e per cui lo stanno riproducendo. Non c'è altre soluzioni di questo tipo, un'offerta di questo tipo, per cui il mercato c'è, un mercato Ah, che certo ah. taglia con l'accetta tutto, però È una scelta eh, precisa, sì, evidente. sì, molto molto precise di posizionamento. In un posto io a Stentino non lo conosco Gianfranco, è un posto molto bello? No, Robert, questo è Trentino è un Eh, posto pazzesco, cioè veramente. sì, 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 magari non ad agosto perché poi lì, come spesso in tanti luoghi della Sardegna, diventa, cioè, è super affollato, tutte le cose, ma insomma, è il punto, cosa ti posso dire? Sai, sai il punto, l'istmo dove chiude il golfo sì, di Porto Torres e quindi si divide tra il mar, diciamo, nel Nord Sardegna e il mar di Sardegna, la parte del Nord Sardegna, quindi è un po' un punto di incontro, di scambio di mari e di cose. Ecco. ciao Gianluigi, Ciao. Sì, Ciao. ciao ragazzi, Buonasera. Ciao, ciao. buonasera. E beh, come andiamo? stai Bene. benissimo Gianluigi? Io decantavo a Robert le bellezze di Stintino, perché lui non è mai stato a Stintino, quindi Eh, pensa a te, ce l'ho qua, lì, lì. tu sei... Ah, la vedo da qua, anche se è Ed è lontano, molto bello, bellissimo. È veramente un posto. Io vado al mare lì, però non alla Pelosa, che è il punto più dove c'è un'altissima concentrazione turistica. certo. Pensa che i turisti che vengono nella casa vacanze la definiscono inferno, la Pelosa Sì, d'estate, sì, che è sì, ma veramente. io ti parlo di ormai tanti anni fa, ho fatto una settimana lì a Stintino, cos'era, primi anni 2000, 2003, 2004, e ricordo un giorno, in quella settimana un giorno siamo andati lì alla Pelosa, ma abbiamo avuto difficoltà a trovare un posto dove fermarci per mettere una borsa e due asciugamani, ma difficoltà serie. No, veramente impressionante, anche col numero chiuso, veramente impressionante. Adesso c'è il numero chiuso. Sì, sì, io vado invece Buongiorno, dove dottor Masiello. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. buongiorno dottor Masiello, ben Buongiorno a trovato. lei. Bentrovati. trovate. Eh, dicevo, io vado invece al mare di Fuori, lo chiamano, no? Nella parte ovest, quindi nelle rocce. Ah, A me Mi piace, stava sì. parlando, dottore, di quanto è bello Stintino, che sono l'unico che non conosco perché me lo stavo facendo raccontare, insomma. Ah beh, caspita, perché lei non è in Sardegna ora? Oh, io sono in Toscana, un posto altrettanto bello, però non ce l'ho il mare, sono Ah, all'Impruneta, che è un ah, paesino vicino a Firenze. ecco, non la conosco. Conosco
coraggiosa, chiara comunque, già il fatto che uno non sia generalista, ma si ponga in questi termini. Buonasera. Ciao Davide, buonasera, ciao David. Buonasera David. Ciao, buonasera. E per cui ci faremo raccontare questa. Questo, dottor Masiello, è un'esperienza che nasce degli asset di Italia Turismo, che è Invitalia in sostanza. Loro sono in gestione, li hanno già in Puglia e sono in start-up completamente, però insomma l'idea è, insomma, è coraggiosa, scusatemi. Sì, sì. L'idea, dicevo, è coraggiosa, ecco. Sì. Quindi fanno parte del network, Eccolo qui Matteo, che ce lo facciamo raccontare da lui oggi. non in anteprima. Eccomi. Ciao Buonasera a Matteo. tutti. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera, ciao. Buonasera. Piacere, noi ci siamo sentiti lunedì Sì, telefonicamente 5 minuti, stavo raccontando agli ospiti di ora la scelta over 12, che siamo molto curiosi che te ci racconti. sì, che si aggancia molto bene al tema di oggi perché comunque toccherete la Francia e noi avendo rilevato Club Med francese, prettamente francese, loro addirittura erano over 18 a Otranto e noi dal 2013, prima stagione, abbiamo fatto questa scelta insomma lì anche strutturale, invece su Stintino e Sardegna è proprio... L'aeroporto di Olbia presenta Sardinia Tourism Call to Action 2021. 4 webinar con esperti di settore che analizzeranno i mercati turistici di Germania, Francia, Svizzera e Inghilterra. Together to be better. Seguici in diretta su Radiolina, su Facebook e su YouTube. Buonasera, benvenuti al secondo webinar qui all'aeroporto Olbia Costa Smeralda. Trasmettiamo in diretta. Fianco a me vedete il professor Antonio Usai. Buon pomeriggio a tutti. Avete anche la fortuna di vedere un pezzo di Francesco Morandi che ci fa la cortesia di essere qui con noi oggi e allargando un pochino l'inquadratura spunta immediatamente alla mia destra Gian Simone Masia per Confindustria Nord Centro Sardegna. Quindi un parterre molto ricco oggi. Ringrazio naturalmente tutti i presenti, ringrazio quelli che ci sono connessi in questo momento e che fanno parte del webinar di oggi, il comitato scientifico ma anche i nostri ospiti e relatori, connesso con noi anche il dottor Masiello della Regione Sardegna, dell'assessorato al turismo, col quale avremo modo di interloquire fra un pochino. Antonio, siamo alla seconda edizione, parleremo di Francia e non solo. Questo 2021 ci sta regalando tanti spunti perché in questa fase particolare del mercato in cui stiamo guardando l'orizzonte e cercando di traguardare i prossimi anni per la programmazione turistica, vediamo tanti spunti interessanti. I mercati internazionali quest'anno non ci hanno ancora accompagnato nello sviluppo, ma stiamo lavorando per intercettarli. La Francia è uno di questi, in passato è stata protagonista degli arrivi in Sardegna, le presenze ci hanno regalato numeri importanti e sono sicuro che anche nel prossimo futuro ancora di più, perché saremo più bravi, perché con Call to Action e con l'assessorato cerchiamo di perfezionare il prodotto, perfezionare la comunicazione, diventare una parola tanto cara agli economisti più competitivi e contemporaneamente più attrattivi. Benissimo, per iniziare col piede giusto, avendo ricevuto un po' di sollecitazioni da parte dei nostri interlocutori che ci seguono, come ricordiamo, via radio, oggi abbiamo connesso con noi il nostro Max Borrelli. Ci sei Max, insieme a Maria Assunta Fodde? Poco. È stato incaricato di questo Antu Legal Counsel. Non ci sentono? E poi accanto a lui Antonio Usai, che è il nostro Max e Maria Assunta non ci dei dati sentono, mi pare di capire. Non siamo riusciti ad interagire invece con ci stiamo provando, Max, però magari ci ha anche chiamato. Non c'è verso. Salutiamo intanto che è anche... successo, regia? Dateci un piccolo supporto. Ci siete ora? Sì. No, noi vi abbiamo chiamato in causa, ma voi
siete partiti un po' per conto vostro, non lo so, veramente, dove eravate? Raccontateci un pochino. Noi, caro Lucio, non partiamo per nostra iniziativa, ma è una regia che ci dice andate e noi andiamo. Va bene, allora faccio io il regista, andate, via. Andate. È il bello della diretta. Ecco, benvenuti alla seconda puntata del nostro webinar sulla Francia. Oggi parliamo di turismo e Francia. Ecco, infatti Maria Assunta stava un po' presentando per gli amici che ci ascoltano su Radiolina e che ci vedono anche su Radiolina tutto quello che accadrà in questo appuntamento di oggi, e stavamo dicendo che siamo felici di esserci, anche perché nell'ultima puntata ci siamo divertiti tantissimo. Speriamo che vada così anche oggi. Max, ricordiamo che siamo presenti anche sul canale della Digitale Terrestre, giusto? Sì. Video e audio. Canale 110. Sì. Benissimo. Certo. Allora siamo naturalmente a disposizione degli ascoltatori e dei telespettatori anche per raccogliere delle domande e delle sollecitazioni per i nostri ospiti di oggi. Vorrei tornare un attimo in regia per farvi vedere due slide brevissime che introducono il tema. Allora, la prima la vedete subito, è un po' il trend di sviluppo dei mercati. Vedete un po' cosa è successo nei 4 mercati di riferimento, e questa slide risponde alla domanda che ci è stata fatta, Antonio, diverse volte: perché Germania, Francia, Svizzera e Regno Unito? Perché sono i primi mercati e lo sono ormai da un po' di tempo. Vedete un po' il trend, vedete che quello superiore è quello della Germania, quindi la prima curva, quella bianca, quella più chiara, è quella che rappresenta lo sviluppo in termini di presenze turistiche nelle strutture alberghiere della Sardegna dei tedeschi. Come vedete c'è un bel trend di crescita negli ultimi 4 anni. Ci siamo fermati al 2019 e c'è una ragione, lo sappiamo benissimo: il 2020 è stato un anno disgraziato, il 2021 non abbiamo ancora i dati definitivi, quindi dato più... Ma sarà la sorpresa vera del mese di dicembre, quando ci auguriamo di poter presentare anche la tendenza finale del 2021. E questa curiosità ci ha accompagnato per questi mesi, perché la richiesta sul perché dei mercati incuriosiva i nostri operatori e soprattutto ci davano anche degli altri suggerimenti. Logicamente abbiamo dovuto fare una scelta, tutti i mercati sono interessanti, ma questi sono quelli più performanti. Se andiamo sulla seconda slide, ragioniamo invece su un altro aspetto. Qualcuno ci ha chiesto perché non avete incluso la Spagna, ad esempio. Intanto perché non è uno dei 4 mercati, ma perché c'è un altro ragionamento importante da portare avanti, che è il tema della destagionalizzazione. Alcuni mercati sono più destagionalizzanti di altri, lo vediamo in questa slide. Vedete il 50% relativo alla Germania. Che significa esattamente? Significa che il rapporto tra le presenze dei mesi estivi, quindi luglio, agosto e settembre, rispetto al totale delle presenze tedesche, rappresenta il 50%. Significa che i turisti tedeschi adorano e stanno bene anche fuori dal picco della nostra stagione. Quindi il potere destagionalizzante della Germania è particolarmente interessante, 50%, è quello più alto in assoluto. Però subito a fianco vedete che ci sono Svizzera e UK, quindi Regno Unito. Francia è un pochino più basso, non l'abbiamo messa la Spagna perché rappresenta un valore piuttosto basso, intorno al 20%. Questa è una delle ragioni per cui gli investimenti vanno fatti dove? Nei paesi nei quali naturalmente è la nostra base di partenza, c'è già una risposta. tradizione, una tendenza consolidata che cerchiamo di sollecitare con i nuovi prodotti piuttosto che le strategie di posizionamento e di comunicazione che metteremo in campo da ora e per il 2022. Benissimo, a questo punto non possiamo non coinvolgere Gian Simone e chiedere a lui intanto di darci un feedback sulla stagione appena trascorsa, e poi insomma un commento su questi dati insomma sarebbe utile, e anche qualche ragionamento, se vuoi, sul tema più ampio: che cosa sarà il futuro. Allora, grazie tanto per l'invito. Faccio subito una prima valutazione. Importantissimo il lavoro che fate, che fa l'università, che fa Geasar nell'elaborazione di questi dati, perché poi i dati ci devono dare gli strumenti per pensare e sviluppare delle azioni. Per quanto riguarda quello che è successo quest'anno, abbiamo visto una certa preoccupazione nei primi mesi dell'anno, una tendenza a una partenza sempre più rinviata a causa delle disposizioni che riguardavano un po' molti dei paesi, fino a quando non sono arrivati una serie di chiarimenti, e poi invece una stagione che si è indirizzata abbastanza bene. Quindi direi che dalle verifiche che abbiamo fatto con le nostre imprese
tutto sommato questo 2021, anche se siamo sotto in termini anche di fatturato e di presenze rispetto al 2019, c'è una certa soddisfazione. Ho notato con molto interesse il fatto che l'estate non si è fermata al 31 di agosto, ma anzi le strutture hanno continuato a lavorare e hanno continuato a lavorare anche oltre settembre e in qualche caso anche fino a fine di ottobre. Ottima la scelta di questi 4 paesi, perché in effetti, sentendo le nostre imprese, questi sono effettivamente i paesi da cui arrivano stranieri, da cui arrivano le più grandi soddisfazioni. Quest'anno all'appello è mancato l'UK per le note vicende che tutti quanti noi sappiamo relativamente ai tempi di quarantena a cui erano obbligati i turisti, quindi è stata la tendenza degli inglesi a non venire in Sardegna. Sono mancati poi, sappiamo benissimo, anche i turisti stranieri di altri paesi, in particolare gli Stati Uniti, anche se le percentuali degli statunitensi che vengono in Sardegna sono inferiori a quelle di altri paesi. Sono mancati i paesi arabi, sono mancati i russi, tutta una serie di turisti che diciamo vengono in Sardegna durante il periodo balneare. È molto interessante la slide che ha fatto vedere un attimo Faluccio, dove fa vedere la capacità e la disponibilità a venire in Sardegna dei turisti che arrivano da questi paesi in periodi non di altissima stagione ma anche di bassa stagione, e credo che questa sarà un po' la scommessa che dovremo tutti quanti noi vincere. Ormai far venire gente a luglio e in agosto in Sardegna, non dico che sia un gioco da ragazzi, ma sappiamo benissimo come anche l'aeroporto di Olbia ormai sia arrivato quasi a livelli di saturazione in questi 2 mesi. Certo, l'anno scorso è stato un anno particolare, ma già quest'anno chi ha frequentato l'aeroporto ha potuto vedere che i numeri erano importanti, come anche mi risulta che anche negli altri aeroporti della Sardegna ci sia stata una situazione di questo tipo. Quindi io credo che ora, cogliendo le informazioni che ci arrivano da GEA, dall'università, facendo un grandissimo sforzo tutti quanti insieme, noi gli operatori aeroportuali, le compagnie aeree che hanno deciso di attivare delle basi qua in Sardegna e che ora saranno ancora più presenti, lo sappiamo benissimo in futuro, cercare veramente di fare degli sforzi comuni, elaborando anche una strategia di medio-lungo periodo, capendo quali sono le motivazioni che portano in bassa stagione i turisti di questi paesi e non solo di questi. Tra l'altro mi è stato segnalato che quest'estate ci sono state delle buone performance anche da paesi dell'est europeo come la Polonia e la Cecoslovacchia, che sono venuti, diciamo, qua in Sardegna in numero maggiore rispetto al passato. E poi ecco, ricordo un'ultima cosa e poi lascio il microfono, è che quest'anno ancora comunque hanno avuto un ruolo molto importante i turisti italiani, che non avendo fatto una stagione invernale, non avendo avuto la possibilità di andare all'estero nei paesi tradizionali in cui spesso venivano fatti dei viaggi dagli italiani, abbiamo visto che una delle sofferenze più grandi del nostro turismo nazionale è proprio quella dei tour operator, degli agenti che hanno lavorato poco, specialmente nella destinazioni fuori dall'Italia. Questo ha permesso comunque a molti italiani, particolarmente spendenti e alto spendenti, di venire in Sardegna, di fare le vacanze in quei mesi, diciamo, in cui tutto esaurito. Grazie Don Simone. Se hai ancora tempo per stare con noi ti solleciteremo ancora su qualche aspetto. Ne approfitterei, visto che abbiamo la fortuna, il piacere, l'onore di avere Francesco Morandi con noi, intanto per ricordare, Francesco, e ringraziarti ancora una volta, non solo perché sei stato uno degli artefici principali della crescita di questo polo del turismo universitario ad Olbia. Sono passati un po' di anni, insomma, però io ricordo in maniera vivissima il tuo entusiasmo, la tua voglia di cambiare, di fare, quindi insomma davvero un grazie molto sentito da parte mia, perché è stato un momento di crescita per noi, per la comunità gallurese, credo, ma per tutta la Sardegna, insomma, la nascita di un polo turistico che poi in quel momento era l'unico, no? Era davvero l'unico baluardo di quello che potesse essere uno sviluppo turistico. Adesso è una bella realtà. In qualche modo Antonio ha preso, insomma, Antonio al tempo era un ragazzino, stava ancora in pantaloni corti, si era appena laureato, no? Poi avete fatto anche una bella esperienza in regione, e ti devo ringraziare una seconda volta perché il call to action nasce da un'idea che abbiamo discusso insieme, noi tre sostanzialmente. Lo abbiamo fatto quando tu eri assessore, Antonio era il tuo, diciamo, consulente primario, il tuo braccio destro in assoluto, e lì è nata l'idea di ragionare in termini di
costruzione di cultura turistica. Da lì siamo partiti, insomma, non ci siamo più fermati, siamo arrivati sin qui. Quindi davvero grazie. Adesso oggi sei qui ancora in una veste ancora più interessante, perché ancora più internazionale. Adesso dai una mano anche ad un organismo internazionale, magari ci dirai qualcosa anche di questo. Quindi volevo dirti, come vedi questa evoluzione del programma? È una cosa, insomma, che in qualche modo stiamo rispettando quello che ci eravamo detti, o c'è ancora qualcosa che possiamo mettere a posto da questo punto di vista? No, da fare c'è sempre tantissimo, quindi non sarebbe una sorpresa. Ricordo che abbiamo iniziato nel 2002, quindi l'anno prossimo compieremo 20 anni. Sembra ieri, invece è passato un sacco di tempo e abbiamo fatto tantissime cose nel passato. Se siamo qui oggi probabilmente non è un caso, perché in realtà l'iniziativa nasce da lontano e nasce anche, visto che c'è Gian Simone Masia, lo posso anche dire apertamente, da un'iniziativa che prese Confindustria molti anni fa, che decise di polarizzare intorno all'aeroporto di Olbia un gruppo di lavoro che comprendeva l'università, il sistema delle imprese, il mondo dei trasporti, perché si era arrivati a capire finalmente in Sardegna, dopo tanto tempo, con grandi difficoltà, che l'unico modo per poter competere sui mercati internazionali ed essere attrattivi rispetto a un turismo che richiede delle competenze sempre più strutturate era quello di organizzare un sistema di offerta, e l'aeroporto è sempre stato uno dei poli fondamentali del sistema di offerta. Quando abbiamo un po' ragionato su dove creare delle diciamo, organizzazioni di gestione della destinazione, per la Sardegna tutto sommato la dinamica è stata anche abbastanza semplice, cioè ci sono 3 porte di accesso che sono i 3 aeroporti, 3 porte di accesso che sono i porti principali. Non è complicatissimo pensare delle DMO territoriali. Purtroppo se ne è parlato a lungo, sono stati fatti molti sforzi, si era partiti bene, poi si è rallentato, poi si è ricominciato. Insomma, siamo però secondo me a un momento di svolta. Questa iniziativa ha la grande forza di richiamare l'attenzione di tutti sul fatto che occorre davvero creare un sistema di gestione della destinazione che per noi fortunatamente, essendo una regione insulare, per una volta fortunatamente non può che partire dalle infrastrutture fondamentali. Porti, aeroporti, fortunatamente diciamo in maniera ancora più accentuata, perché i porti e aeroporti sono tra loro molto vicini, aeroporto e porto di Olbia, aeroporto di Alghero e porto di Porto Torres, aeroporto di Cagliari e porto di Cagliari. Quindi diciamo il sistema riuscisse a dare corpo e dare struttura e forse dare anche solidità a questa prospettiva. Lo scenario internazionale è quello che un po' tutti conoscete. Io sto facendo un po' di attività per diciamo di consulenza per il WTO, l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di turismo, UNWTO. La prospettiva internazionale è quella di una grande attesa e quella di un grande sforzo di ripresa. Alcuni paesi nel mondo sono più dinamici, alcuni dei nostri competitor mostrano di essere molto più dinamici. Uno l'avete appena citato, la Spagna, che di fronte alle difficoltà del momento sta reagendo con un'energia che sinceramente era difficile aspettarsi. Altri sono più in difficoltà, forse anche più di noi. Uno di questi paesi probabilmente la Francia, poi avremo qualche indicazione da Enit France che ci dirà esattamente com'è la situazione del paese, quali sono le tendenze e le aspettative dei turisti. Quello su cui tutti puntano a livello internazionale sono 3 cose fondamentalmente. Così rende, ma sarà diciamo una commodity, come si direbbe in termini alberghieri, è una delle facility con cui ci dobbiamo confrontare. E il terzo tema è tentare di approfittare del recovery per fare una serie di scelte ambiziose. Quindi il terzo tema è programmazione. Alcuni paesi hanno già iniziato a riprogrammare con grande decisione, altri paesi, forse anche il nostro, è ancora un po' più incerto e sta muovendo i primi passi, però siamo tutti consapevoli, o sono tutti consapevoli, grandi competitor internazionali, che senza programmazione difficilmente si riuscirà a recuperare e tornare presto ai livelli pre-Covid e per alcuni anzi a livelli molto più significativi e ambiziosi del pre-Covid. Molto bene, rivedremo fra un pochino Francesco Morandi quando parleremo con l'Enit, quindi parleremo del mercato Francia con Enit Francia. E a questo punto darei la linea immediatamente ad un altro luminare, il professor David Jarak, consulente internazionale, consulente di Atri, fondatore di 18 febbraio, docente Bocconi, insomma David, dovrei elencare un po' di titoli, avrei bisogno di un altro webinar per raccontare un po' chi sei. Un unico difetto, posso dirlo? Posso svelarlo? Un pregio, con cautela. Un pregio. Vabbè, è interista, quindi ragazzi mi dispiace, purtroppo
soffriamo per te, però insomma, diciamo, lasciamo da parte i dispiaceri e parliamo di cose piacevoli. Sei un analista di grande spessore, sei stato anche consulente di GEASA nel passato, ci hai dato una grandissima mano. Io ricordo sempre che quando ero in Meridiana, insomma, un bel po' di anni fa, le tue slide del corso in marketing aeroportuale erano quelle che venivano trafugate in forma di fotocopia, insomma, quando ancora non c'erano gli EPUB, non c'erano i PDF, giocavamo ancora con le fotocopie, quindi si parlava di David Yarak già da molto tempo come grande consulente di trasporto aereo, di marketing. Oggi ti chiediamo un bel focus sulla Francia. A te la parola. Grazie Lucio, grazie per avermi invitato, è un piacere essere con voi, un saluto a tutti e un saluto ai nostri ascoltatori. Dunque, il compito che mi è stato assegnato quest'oggi fa proprio riferimento, spero che riusciamo, eccolo qua, dovreste vedere, fa proprio riferimento all'analisi del mercato francese e quindi come il mercato francese si rivolge a livello turistico verso il bacino del Mediterraneo. Sostanzialmente questi sono i punti che andrò a toccare, quindi che caratteristiche ha il turista francese, dove va il turista francese, e vedete che in primo luogo il turista francese sta all'interno dei suoi confini, a differenza di altri mercati che sentivo menzionati in precedenza, qual è il rapporto tra turismo francese e Sardegna. Già Lucio prima bene evidenziava che la Francia è il secondo paese dopo la Germania per quanto riguarda il turismo incoming in Sardegna, e poi vediamo qualcosa di strategie di marketing a confronto nell'era di pandemia. Sentivo menzionare la Spagna, certamente vedremo anche magari che cosa è successo in Grecia e in Turchia. Bene, allora, che caratteristiche ha il turista francese? Beh, prima di tutto, come vedete, è generalmente un turista di età matura, è digitale, sentivo bene prima parlare di digitale, viaggia per piacere, per seguire anche eventi sportivi e culturali, è attento all'arredamento e al design, preferisce soggiornare negli hotel appartamenti ed è un turista che ancora tende ad avere un picco naturale di movimentazione in estate, come ben ricordavate prima. Certamente è ben noto a tutti la difficoltà di comprensione e di adozione della lingua inglese in Francia, quindi certamente servono materiali nella lingua francese e certamente è un amante anche della enogastronomia. In senso lato vedete che c'è una netta predilezione a livello di percentuale per viaggi mediamente lunghi. Ecco, questo vi fa vedere in questa infografica quali sono i mesi in cui generalmente il turista francese per piacere sprigiona la sua scelta, che è tipicamente il picco estivo, però faccio vedere anche, certamente forse non per il bacino del Mediterraneo, ma forse penso per esempio alle isole caraibiche, anche i mesi di gennaio e febbraio. Ecco, quali sono le caratteristiche? Che cosa sceglie, che cosa ricerca il turista francese? Sceglie relax, natura e l'attività all'aperto, sicurezza della destinazione. Ricordo a tutti che sicurezza è un termine che in inglese viene tradotto sotto due accezioni, safety e security. E evidentemente il tema della security fa riferimento alle tutele, tra virgolette, contro eventi di terrorismo di varia natura, ma il vero tema oggi, sentivo giustamente parlare, è la sicurezza, la safety, evidentemente le zone covid-free, e poi via via tutti gli altri aspetti. Non ultimo, come vedete ancora molto importante, il patrimonio artistico. Ecco, qui vedete in maniera molto esplicita, sentivo prima non abbiamo dati sul 2021, mi permetto di proiettarveli io allora già un pochettino in anticipo, come sono andate le scelte dei turisti francesi per quello che riguarda le loro vacanze estive. Ecco, come vedete è un turista che per, diciamo, la maggioranza dei casi tende a rimanere all'interno dei suoi confini nazionali, addirittura in certi casi all'interno della sua regione, e in maniera complementare, per non dire secondaria, tende a viaggiare in un paese europeo, prima di tutto confinante con la Francia, e questo naturalmente fa gioco a noi, ma fa gioco anche alla Spagna, come vedrete, e poi via via in un paese più lontano. C'è qualcuno anche, ma come vedete è una percentuale minore,
che tende a viaggiare al di fuori dell'Europa, come dicevo prima, probabilmente nei mesi invernali. Ecco, qui noi abbiamo cercato, come 18 febbraio, di fare un pochettino di snapshot, di vedere quali erano le destinazioni più ricercate per quanto riguardava i turisti francesi. Vedete il periodo di indagine, 1 marzo, 1 giugno 2021. Al primo posto Dubai, al secondo Barcellona, al terzo Marrakech, al quarto Ibiza. Allora la provocazione è evidente, ma vedrete che poi vado a ulteriormente declinare quanto sto dicendo. 2 su 4 sono destinazioni spagnole e quindi in prima istanza si potrebbe pensare, e vedrete con la sola eccezione di quest'anno, che la Spagna sia il primo mercato in cui i francesi tendono a ricercare la loro offerta turistica di riferimento. Altro dato interessante secondo me è quello che ci fa vedere che il turista francese è un turista medio-alto spendente. Allora vi faccio notare che questa, a sinistra trovate la situazione nel 2019, quindi quello che in inglese si chiama la spend per trip, la spesa per viaggio. Naturalmente in prima posizione ci sono i cinesi, i canadesi, gli statunitensi, ricordo a tutti anche perché qui incide pro quota maggiormente la spesa del trasporto aereo. Vedete che però la Francia è al 5° posto ed è sopra la media di questi top 10 countries. Guardate che cosa succede nel 2023, pur consolidandosi sostanzialmente ancora di più il valore di spesa per viaggio per quello che riguarda Cina, Canada e Stati Uniti. Bene, non c'è dubbio che la Francia comunque scavalchi la Svizzera per quanto riguarda la spesa per viaggio. Lievemente sotto la media, lievemente in correzione, l'eredità del Covid probabilmente sì, in questo senso molto visibile. Ecco, un altro dato interessante che noi analizziamo è quello di vedere quanto valgono i volumi in ottica di milioni di viaggi, e poi lo vediamo in valore, il fatturato per quello che riguarda i cosiddetti outbound trips, quindi i viaggi che i francesi fanno al di fuori dei propri confini. E come vedete, ancora una volta la buona notizia, certamente se il 2021 sentivo chiude ancora, seppur in ripresa, sotto il 2019, come vedete ancora una volta abbiamo una ripresa che ci porterà certamente nel 2025 per quanto riguarda il turismo francese perlomeno a eguagliare la situazione del 2019. Ecco, questo potrebbe essere il dato un pochettino meno piacevole, che dice che ancora una volta la ripresa, sentivo parlare anche questo prima, è una ripresa ancora sostanzialmente lenta, non così rapida. Per quanto riguarda il valore, come vedete c'è stato un crollo sostanziale, lo sappiamo, per quello che riguarda il 2020, quest'anno c'è una ripresa che cresce, anche in questo caso in realtà nel 2026 non avremo ancora recuperato sostanzialmente la spesa ante-Covid, confermato dal dato che vi dicevo prima, che nel 2023 la spesa per viaggio del turista francese sarebbe stata inferiore rispetto a quella del 2019. Ecco, come raggiunge per le sue destinazioni tipicamente all'estero? Come vedete c'è in maniera dominante la componente del trasporto aereo, segue la componente terrestre, quindi gli spostamenti di prossimità in auto, c'è una componente minore per quello che riguarda la rotaia, ancora una volta per i mercati di prossimità, e poi in maniera molto molto marginale la componente via acqua. Ecco, ancora una volta altro dato è come pianifica il suo viaggio il nostro turista francese. Allora vedete che per quanto riguarda, questi sono dati tra l'altro molto freschi che noi collezioniamo in realtà quasi real time. Per quanto riguarda il 2021 noi abbiamo una situazione per cui per quanto riguarda i viaggi intermediati c'è stato, vedete, un 76% di prenotazioni effettuate online. Per quanto riguarda la prenotazione del lodging, quindi sostanzialmente il lodging diretto, è ancora un 44%, mentre tende a essere ancora in maniera maggioritaria la componente del lodging intermediato. Dove va il turista francese? Guardate che cosa è successo sostanzialmente nel 2021. È stato un anno sostanzialmente di svolta, perché la Spagna
è rintracciata alle spalle dell'Italia. Quindi per quanto riguarda i turisti francesi, l'Italia è stata la prima destinazione nel 2021. Dato assolutamente positivo, siamo stati bravi a intercettare, abbiamo vissuto delle lenti di posizione, ancora una volta riflessioni su cui poi torno fra qualche minuto. Ecco, questi sono le top 10 mete estere francesi nel Mediterraneo nel 2021. Come vedete, Italia, Spagna. Guardate che lo scavalcamento non è stato proprio marginale, parliamo di circa 2 milioni di viaggiatori, quindi insomma direi, 2 milioni di viaggi, quindi direi che il dato non è marginale. Segue ancora il Portogallo, la Grecia e via via Turchia, Croazia e poi in ultima posizione Malta. Tra l'altro, quanto dura la vacanza del turista francese all'estero? Allora, salvo poi di portarvi questi dati ancora più in analitico su alcune componenti del mercato spagnolo, faccio in particolar modo riferimento alle Baleari, che rappresentano un pochettino sempre il primo concorrente turistico nel bacino del Mediterraneo per quello che riguarda la Sardegna. Qui vedete una fotografia che fa vedere sostanzialmente due mercati, la Spagna e il Portogallo. Allora, vedete che tipicamente il turista francese tende a polarizzarsi su un periodo di permanenza tra le 4 e le 7 notti in Spagna. Per esempio, altra situazione interessante, e vi preannuncio, ma lo vedete fra qualche minuto, diversa da quella della Spagna, dove la componente hoteliera è nettamente dominante. Dicevo, per quanto riguarda il Portogallo invece la situazione curiosa è che tende a effettuare vacanze più lunghe come durata, vedete 4 giornate 35, in appartamenti turistici invece che in hotel con appartamenti e via via con altre situazioni di hotel. Ecco, guardate quello che dicevo in precedenza, il 2021 è stato un anno fantastico, potremmo dire, se si può utilizzare questa affermazione, per l'Italia nel confronto con la Spagna. Purtroppo la situazione tende a mutare per gli anni a venire, dove vedete che la Spagna è pronosticata di nuovo prendere il sopravvento rispetto all'Italia. Lo vedete, un sopravvento che diventa evidentemente molto significativo negli anni a venire, in cui veramente cominciano a essere i milioni a differenziare Spagna e Italia. Nei fatti quello che noi abbiamo visto è che questa potremmo chiamarla, sentivo prima parlare come parlano gli economisti, come diceva l'amico Antonio Usai, della quota di mercato. Sostanzialmente la quota di mercato del turismo francese in Italia, come vedete, è oscillata, ha raggiunto un valore del 14,1% nel 2020. Ancora una volta è un dato, condivido con Lucio Murru, forse scarsamente significativo. Più significativo vedere invece, perché le previsioni evidentemente tendono a eliminare l'effetto negativo del Covid per gli anni a venire, tende in realtà a decrescere per gli anni a venire, quindi in aggregato, non stiamo parlando di Sardegna, ma torno a ripetere, di mercato Italia, come vedete tenderà a perdere circa un paio di punti tra il 2022 e il 2026 e di conseguenza questa è la fotografia che vedete nel 2026, dove vi sottolineo le situazioni interessanti. Sono la Spagna che prende il sopravvento sull'Italia, come vedete il Marocco in grande crescita che scavalca il Portogallo e poi via via alcune posizioni nuove. Forse vi ricorderete che nella chart precedente per esempio c'era Malta che scompare in realtà da questo ranking per quello che riguarda il 2026. Di conseguenza, ancora una volta, a livello di quote di mercato, un'altra infografica, come vedete, chi tende a crescere, già lo dicevo, in maniera importante è il Marocco, addirittura 6 punti percentuali che vengono guadagnati tra il 2021 e il 2026, allora forse sarebbe utile, non lo abbiamo in questa situazione effettuato, ma sarebbe utile come ragionamento andare a studiare anche il benchmark Marocco, che chiaramente in prima istanza per motivi culturali forse è familiare ai francesi. Vedete la Spagna che consolida lievemente, l'Italia che tende un pochettino a rintracciare e via via gli altri mercati di riferimento. Come va il turismo francese in Sardegna? Lo dicevo, è il secondo mercato incoming per quello che riguarda la Sardegna dopo la Germania.
Allora, ancora una volta possiamo discutere a lungo se i dati del 2020 siano o meno significativi, ma a me sembra che non cambino più di tanto le proporzioni di quello che stavamo dicendo in precedenza. Quindi, ancora una volta, anche nel 2020 abbiamo parlato della Francia come il secondo mercato più importante per quello che riguarda l'incoming. E questa è la permanenza media dei turisti per quello che riguarda la Sardegna. Parliamo sempre dei turisti francesi. Ecco, come vedete, il turista francese tende in ogni caso a soggiornare meno rispetto ad altre nazionalità. Guardiamo la Germania, guardiamo certamente il Regno Unito, ma qua ci sono motivi anche di trasferimento in realtà e di distanza. Mi verrebbe da dire però anche i Paesi Bassi in realtà tendono a soggiornare di più, per non dire la Svizzera e il Liechtenstein. Quindi è un turista che sostanzialmente sicuramente a volume rappresenta il secondo mercato incoming, ma certamente ha ancora una permanenza media in Sardegna inferiore ad altre nazionalità, che si distribuisce nei fatti con una netta dominanza verso la parte nord della Sardegna. Come vedete, in particolar modo tende a confluire nella provincia di Sassari e tutte le località turistiche, poi in via complementare le altre regioni, per cui abbiamo nel 2020 turisti francesi che erano per il 55,9% nella provincia di Sassari, nel 14,58 per quella di Nuoro, per quanto riguarda sul Sardegna 11,68, Cagliari, provincia di Cagliari 10,20 e poi Oristano 7,60%. Che cosa ricerca il turista francese in Sardegna? Ristorazioni in loco, quindi l'hotel deve prevedere per esempio sempre un suo ristorante, evidentemente meglio se di qualità. Ricerca escursioni intorno al luogo di soggiorno. Vedete che forse potremmo dire che è un turista meno sportivo, perché da questa infografica è molto visibile le attività sportive tendono a essere rilevate solo nel 36% delle situazioni contro l'84% della ristorazione in loco. Come paga? Tra l'altro, questa è una curiosità legata anche al nostro ruolo, diciamo, di advisor per un noto gruppo mondiale di pagamenti. Allora, evidentemente tende a pagare in maniera dominante con la carta di debito. Come vedete, la carta di credito tende a essere relativamente poco utilizzata, c'è ancora una abbastanza alta soglia per quello che riguarda i contanti, situazione che se andassimo a vedere altri mercati comparabili sarebbe, vi assicuro, un pochettino differente rispetto a quella che vi ho appena presentato. Un ultimo flash su quelle che sono le strategie a confronto. Abbiamo provato a ragionare nell'epoca pandemica. Ecco, che cosa ricerca il turista per quanto riguarda, diciamo, il new normal post-pandemico? Guardate un pochettino la pulizia dell'alloggio, rispetto delle regole di distanziamento sociale, misure sanitarie, evidentemente una riduzione del tasso di circolazione del virus nel luogo di vacanza. Questo ci fa ragionare evidentemente su alcune anche strategie di marketing che i territori devono mettere in campo per attrarre i turisti, valorizzando magari proprio queste situazioni differenziali rispetto ad altri mercati. Qui vedete tra l'altro come il nostro turista nel new normal reagisca molto rapidamente agli effetti annunci, quindi a aperture / riaperture dei mercati. La Grecia, la Spagna, i turisti, le curve si impennano a livello evidentemente in questo caso di biglietti aerei che vengono venduti. Le curve crescono perché evidentemente minori restrizioni, maggiore percezione, diremmo prima, di sicurezza e quindi maggiore relax in un viaggio che deve tornare a essere un'esperienza massimamente piacevole. Per quanto riguarda la Turchia, che è un mercato che forse ogni tanto non viene considerato, ma a livello turistico è importante in prima istanza certamente per il bacino tedesco, vedete che francesi comunque hanno rappresentato il secondo mercato in realtà per quanto riguarda la composizione europea in percentuale, e poi via via parliamo comunque di un mercato che per il 65% è sprigionato dall'Europa, e quindi mi vorrebbe da dire che anche la Turchia in realtà possa essere un competitor per quello che riguarda la Sardegna. Se poi compariamo
Turchia e Spagna, guardate ancora come gli shakes a livello, quindi i movimenti a livello di biglietti aerei indicizzati sono stati assolutamente rilevanti e influenzati dagli effetti annunci. Oppure il caso della Grecia, in questo caso i biglietti lo vediamo nella nostra curva blu, consolidata, come vedete, un fortissimo annuncio di riapertura abbinato a un fortissimo livello di prenotazioni. E mi verrebbe da dire allora che questo sia un dato importante da sottolineare. Rispetto al 2019, l'85% dei turisti internazionali che erano andati in Grecia ci sono tornati nel 2021. Allora, questo in marketing si chiamerebbe tasso di mantenimento della clientela fedele, però questo è un dato piuttosto importante. Guardate chi è in questo caso il fanalino di coda. Tutte le volte che un tasso di ritenzione della clientela fedele è basso, vuol dire che io devo sempre investire nuove risorse per attrarre nuovo turismo, certamente magari dall'est Europa, polacchi e cechi, però evidentemente non siamo riusciti a fidelizzare completamente i clienti. Questi sono dei ragionamenti di marketing turistico realmente significativi, che naturalmente prescindono anche il solo caso della Francia. Flash finale sulle Baleari. Come vedete, le Baleari rappresentano circa un quinto del numero dei turisti che sono in realtà hanno viaggiato e sono confluiti ad agosto per quello che riguarda il sistema Spagna. Nelle Baleari tra l'altro si intercetta, vedete, un cliente maggiormente spendente rispetto al resto della Francia, circa 100 euro di media in più rispetto al resto della Francia. È un cliente che permane in realtà circa 5 giorni e mezzo a seconda delle situazioni, e che in maniera dominante tende a confluire per quello che riguarda gli hotel. E ancora, se andassimo a vedere più il dato proprio su Ibiza, location per definizione, best competitor se vogliamo della Sardegna, ad agosto 2021, come vedete, coefficiente di occupazione delle stanze 72% in senso lato del totale dei posti, quindi campeggi, appartamenti così, 71%, con un numero medio di notti trascorse in hotel per turista di 4,99 giornate. Ecco, questi erano un pochettino gli stimoli che volevo trasmettervi. Io naturalmente vi ringrazio per la vostra attenzione. La mail della mia segreteria, presidenza@18febbraio.it, è sempre aperta a raccogliere provocazioni, suggerimenti e stimoli da ognuno di voi. Grazie mille per la vostra attenzione. Grazie professore, grazie, è stato gentilissimo e molto molto interessante. Mi segnalano dalla nostra finestra radio che il tuo intervento ha sollecitato molte domande. Chiedo a Maria Assunta di sintetizzarne una. Sì, allora tra le varie richieste di informazioni da parte degli operatori ci sono riassunto 3 azioni che la Sardegna dovrebbe porre in essere per catturare più turisti francesi, maggiori turisti francesi. Ottima domanda, risponderò come mio stile. Un secondo, io non sento l'audio, non so se... Io sono... Mi sentite? Adesso sì. Sì. Ok, forse c'è stato un problema di connessione. Dicevo, come mio stile estremamente sintetico, diretto al punto: sicurezza, cultura e enogastronomia. Sicurezza, valorizzare la percezione covid free. Leggevo questa mattina il commissario Figliuolo ha dato il dato 86% di immunizzati in Italia, in Germania sono 66%, siamo primi in Europa, valorizziamolo a livello turistico. La cultura, abbiamo visto che i francesi cercano cultura, e sicuramente l'enogastronomia, che valorizza tra l'altro ancora una volta la loro componente di amanti, diciamo, del buon vino, della buona cucina e anche alto spendenti. Perfetto. Un'altra domanda che invece arriva dalla rete è relativa alla destagionalizzazione, un tema che noi costantemente andiamo a toccare. Tu sei un grandissimo esperto di trasporto aereo. Come vedi questo parametro che non si riesce a modificare all'interno della Sardegna?
caro Lucio, come ricorderai avevamo fatto, penso, 10 anni fa uno studio su come destagionalizzare il territorio, penso che sia finito nei cassetti di qualcuno e mai messo in campo. È un gatto che si morde le code. Gli albergatori dicono ci servono più voli aerei, allo stesso tempo le compagnie aeree dicono che gli hotel stanno chiusi. Quindi ancora una volta la risposta è: bisogna fare un vero piano di marketing territoriale turistico integrato, mettendo intorno a un tavolo le due parti, avendo dei facilitatori che mettano a sistema il tutto e spiegare ancora una volta che le rendite di posizione non esistono. Quindi certamente non si può chiedere a una compagnia aerea di operare un servizio se non c'è lo sbocco della sua attività, quindi gli hotel aperti, e allo stesso tempo evidentemente la compagnia aerea deve essere anche propensa a rischiare a livello imprenditoriale. L'abbiamo perso sul più bello. Va bene, diciamo che comunque abbiamo capito il senso, no? Direi che insomma, è stato molto chiaro. Bisogna fare sistema, è un po' quello che diceva Francesco Morandi qualche istante prima quando parlava della DMO. Quindi credo che sia un tema che oggi andremo a toccare ancora più e più volte. Antonio, ringraziamo magari, anche se non ci sente più, il professor Jarak, lo ringrazierò personalmente magari più tardi. Sempre interessante sentire gli interventi di Davide, stimolanti, ci danno una prospettiva e poi introducono anche quello che è il tema che tratteremo Gianfranco Fancello ed io nella nostra finestra sui dati. Ricordiamo con piacere che questo momento, che ormai abbiamo l'onore di seguire, di approfondire da diversi anni, ha l'obiettivo di trasmettere la cultura del dato, un po' quello che diceva chi ci ha preceduto. Il dato è importante, ci dà una base, ci ha ricordato anche Gian Simone Masia, non possiamo prescindere dal dato, dobbiamo imparare a conoscerlo e ad analizzarlo anche in autonomia. E allora le curiosità che riusciamo a soddisfare Gianfranco ed io vanno in questa direzione. Partiamo dal dato, dalla fonte del dato. Tra le varie domande che sono arrivate negli scorsi giorni, una su tutte riguardava l'analisi dei dati del mare, il sistema marittimo, la portualità, quante persone sono arrivate con la nave. Noi non abbiamo trascurato questo dato, ogni volta c'è una scelta da fare. Oggi Gianfranco si concentrerà sul sistema del trasporto aereo e io curerò il dato del trasporto marittimo, con qualche curiosità anche collegata al mercato francese, perché sì, come ci ha ricordato qualche ascoltatore nella chat che abbiamo attiva online e che invito tutti ad utilizzare, la Sardegna è collegata con la Francia, ha diversi collegamenti attivi, i numeri ancora non sono performanti, ma questo lo possiamo vedere in una prospettiva. I numeri non sono attualmente performanti, ma esistono dei collegamenti stabili ormai da diversi anni che possono essere utilizzati dai tour operator piuttosto che dalle nostre agenzie per invogliare anche il trasporto, che evidentemente è complementare rispetto alla dinamica del trasporto aereo. E allora concentriamoci adesso sui nostri flussi turistici con un focus sul trasporto marittimo, iniziando proprio dai porti. E nei porti ricordiamo che abbiamo un'unica autorità, quel sistema che veniva citato in precedenza si è realizzato non ancora a livello aeroportuale ma sicuramente a livello portuale. L'autorità portuale del Mare di Sardegna ci consente di avere una visione complessiva, definita di tutto ciò che si muove della componente locale, ma altrettanto quella componente locale da monitorare perché ci dà anche dimensione su tutto ciò che si sposta anche in termini di merci. Vediamo subito cosa è successo rispetto al 2019. Nel 2019 noi abbiamo avuto uno dei picchi storici rispetto ai dati dei turisti che sono arrivati per mare. E allora il nostro benchmark, posto che il 2020 è stato l'anno che tutti noi vogliamo dimenticare, il nostro benchmark rimane quel momento, il 2019. Vediamo cosa è successo rispetto al 2021. I dati che analizzeremo riguarderanno i movimenti del 2021 tra il 1° di gennaio e la terza settimana di settembre. Siamo anche andati un po' avanti, lo vedremo nelle prossime puntate, siamo riusciti ad analizzare ad oggi i dati fino al 15 di ottobre, ma in prospettiva cerchiamo di avere, grazie alla collaborazione con l'autorità portuale, dei dati sempre aggiornati che ad ogni appuntamento ci proiettano sulla realtà di quanto è accaduto e quindi ci consentono di fare delle analisi molto puntuali. Vediamo subito che cosa abbiamo perso rispetto al 2019 sul 2021. Sono percentuali elevate, ma se andiamo a ricordare quello che è successo nel trasporto aereo, sappiamo bene che il trasporto del mare è rimasto più o meno più vicino ai dati di partenza. Nel 2019 in totale i movimenti hanno avuto il 2021 rispetto al 2019 i movimenti hanno avuto una contrazione generale su tutti gli scali della Sardegna del 26,7%. Andando invece ad avere un focus sui principali porti, nel
Porto di Olbia abbiamo avuto una contrazione del 19,7%, su quello di Golfaranci del 36,4%, più marcata la contrazione sul Porto di Cagliari. Ora vediamo, siamo sempre in campo negativo, però vedere che il dato non è un profondo rosso come quello che abbiamo analizzato in altri contesti ci aiuta anche ad avere una prospettiva un po' più incoraggiante. Se lo vediamo graficamente, per quanti sono collegati sul web piuttosto che alla TV, immediatamente vediamo questa curva che scende pesantemente nel 2020 con contrazioni molto importanti e che si risolleva nel corso del 2021. Ecco, l'altro dato interessante è quello che compara il 2021 col 2020 con una risalita sul sistema generale dei porti del 28,5%, una risalita del porto di Olbia del 29,8%, del porto di Golfaranci del 13,3%, del porto di Cagliari del 22,2%. E quindi anche qua vediamo che la movimentazione è positiva tra il 2021 rispetto al 2020, segnale importante che ha contribuito ad un andamento della Sardegna, l'abbiamo detto la scorsa volta, non pienamente positivo rispetto al 2019, ma sicuramente al di là delle aspettative. Se andiamo a vedere poi il focus sui singoli porti, perché è qua che nasce la curiosità anche sul movimento dei turisti francesi. La domanda c'è, è arrivata anche adesso sulla chat una richiesta sulla Corsica, saremo bravi anche ad analizzare la dinamica con la Corsica in modo più puntuale, soprattutto il collegamento rispetto alla Sardegna. In generale noi vediamo che i porti francesi collegati con la Sardegna sulle movimentazioni di Porto Torres piuttosto che di Olbia riguardano il porto di Ajaccio, il porto di Bastia, il porto di Nizza e Porto Vecchio. I numeri sono ancora bassi, lo vedete nella nostra tabella riepilogativa. Ora, nella tabella vedete già delle percentuali molto elevate, è evidente che il Livorno la fa da padrona per i collegamenti, sia in numero di frequenze che di passeggeri trasportati, parliamo di 1.220.952 passeggeri, sono il 41,49% di tutti i movimenti che riguardano la portualità in Sardegna. A seguire Civitavecchia, Genova e Civitavecchia. Se andate a vedere gli internazionali, Ajaccio ha una movimentazione di 1.239 passeggeri, lo 0,04%. Numeri contenuti, siamo sicuri, però continuo a dire, è un segnale, è un invito a tutti ad utilizzare anche questo canale per incentivare un incoming, che è un incoming che ci può dare grande soddisfazione anche pensando ad un allungamento. Prima Davide ci ricordava che il turista francese è un turista da short break, cerca di limitare le giornate di presenza. Evidentemente una proposta, un itinerario che possa considerare più giornate potrebbe andare incontro ad una certa fetta del mercato francese che magari potrebbe approfittare proprio della nave, da alcuni dei porti strategici dello Stato per arrivare in Sardegna. Se andiamo a vedere le altre percentuali sono altrettanto piccole, perché Nizza con 5.827 passeggeri trasportati ci porta allo 0,20, quindi un po' più alto rispetto ad Ajaccio. Bastia è un numero molto basso, e poi abbiamo Porto Vecchio che è uno 0,01%. Quindi se dovessi richiamare anche le parole di Confindustria prima, noi dobbiamo vivere di prospettive e di opportunità. Dentro questa opportunità questi collegamenti possono rappresentare una buona base per il futuro. Un focus per poi dare la parola a Gianfranco, che si concentrerà sul sistema degli aeroporti, riguarda il Porto di Olbia. Porto di Olbia è primo per movimentazione di passeggeri nel sistema portuale della Sardegna. Se andiamo a vedere che cosa è stato trasportato e per quale destinazione, Civitavecchia è la prima tratta con 555.000 passeggeri, pari al 30,23% dell'intero trasportato sul Porto di Olbia. A seguire Genova con quasi 330.000 passeggeri. Segue in termini di percentuali è il primo, Livorno. Per noi segue perché abbiamo fatto una valutazione anche sui flussi collegati, cioè sulle direttrici che ci consentono di far arrivare dei passeggeri internazionali. Abbiamo poi Piombino con 108.000 passeggeri e poi Savona con una percentuale marginale. Allora questi dati ci fanno vedere un sistema molto vitale, molto attivo. Ribadiamo, ha contribuito in modo importante alle performance del sistema Sardegna anche nel 2021, ci possiamo lavorare. Quindi Lucio, sicuramente anche senza niente togliere al sistema del trasporto aereo, è evidente che le navi ci possono aiutare a definire un nuovo prodotto. Io direi che l'approfondimento ora è tutto per Gianfranco, per vedere che cosa succede nei cieli lasciando il mare e guardando anche alla prospettiva che ci aiuta ad individuare i temi che proporremo nei prossimi appuntamenti. A te Gianfranco. Sì,
Sì, grazie, grazie Antonio, saluto Lucio, saluto gli ospiti, amici ad Olbia e chi ci sente da casa e ci guarda in TV. Dunque, io ho condiviso lo schermo, non so se la regia mi dà conferma del fatto che stia andando, perché, come diceva Antonio, ho qualche dato di riferimento. Sul trasporto aereo. Partiamo da dove eravamo rimasti, cioè quanto abbiamo proiettato l'altra volta. Non so se si vede la slide, io sto proiettando la slide appunto sul trasporto aereo Sardegna 2019, dove facciamo vedere l'andamento del nazionale, dei traffici nazionali e internazionali. Globalmente nel 2019 in Sardegna abbiamo avuto 5.738.000 passeggeri nazionali e 3.326.000 passeggeri internazionali. Questa è la situazione nell'anno, diciamo, pre-pandemia, quindi quello nel quale le cose filavano abbastanza bene o comunque non si presagiva quello che poi sarebbe successo. Nel 2021 cosa è successo? Allora, nel 2021 il trasporto aereo cambia completamente la struttura. Vediamo che mesi gennaio, settembre, quindi i primi 9 mesi dell'anno, il trasporto, i traffici dei passeggeri nazionali sono 3.379.000, meno 26% rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre i passeggeri internazionali sono al 30 settembre 1.062.000 circa, cioè meno 63% rispetto allo stesso periodo del 2019, cioè manca una quota, come abbiamo già avuto modo di vedere qui, adesso di parlare, qui lo vediamo in maniera esplicita, in maniera rilevante tutta la quota degli internazionali, mentre sui nazionali si è perso soprattutto nei primi mesi dell'anno, relativamente proprio ai mesi che vanno da gennaio ad aprile. Vediamo cosa è successo nei singoli aeroporti, perché gli aeroporti si sono comportati in maniera differente. Guardiamo solo il 2021 naturalmente e vediamo che i primi 9 mesi Alghero ha un totale al 2021 di 657.000 passeggeri circa, con una diminuzione del meno 42% rispetto allo stesso periodo del 2019, che corrisponde a un meno 34% sui nazionali e a un meno 58% sugli internazionali. Cagliari si invece propone con un valore leggermente più basso, nel senso che ha più alto in termini assoluti, cioè circa quasi 2 milioni di passeggeri, 1.982.000 passeggeri, ma perde globalmente rispetto allo stesso periodo del 2019 oltre la metà, meno il 58% complessivamente. Guardate i mesi che vanno da gennaio a maggio come sono. Parliamo cioè di un meno 51 sul nazionale e un meno 74 sugli internazionali. Invece l'aeroporto di Olbia è quello che globalmente si comporta meglio. Ha un numero di passeggeri quasi vicino ai 2 milioni, cioè 1.844.000 passeggeri. Dimenticavo di dire la fonte di questi dati è Asso Aeroporti, con un meno 37% globale sullo stesso periodo del 2019. Questa perdita è dovuta prevalentemente agli internazionali, meno 63%, e invece sui nazionali si ha solo un meno 10%, quindi di fatto sui nazionali si è tenuto. Qui giusto un flash anche, perché ne ha parlato Antonio, anche sui passeggeri nave, e quindi cosa è avvenuto? Vedete, i passeggeri, gli utenti che si muovono via nave hanno uno schema e hanno un comportamento molto simile. Questa ve la voglio far vedere per vedere come le curve del 2019, 2020 2021 dal punto di vista della forma sono esattamente uguali. Quindi l'incidenza sui comportamenti per i viaggiatori in nave non è cambiato solo in termini quantitativi, ma non in termini qualitativi di scelta. Si è mantenuto questo stesso andamento, e il dato di settembre, che è questo, settembre 2021, conferma questo tipo di scelta. Se poi confrontiamo il modo aereo col modo navale, vediamo che nel 2019 globalmente in Sardegna sono arrivati circa 9 milioni di passeggeri via aereo e 5 milioni di passeggeri via nave, dove lo stesso valore si è ottenuto solo per il mese di agosto, mentre i mesi spalla sono a vantaggio certamente dell'aereo. Nel 2021 invece vedete che quella differenza
torno un attimo indietro, che avevamo invece nei mesi spalla, soprattutto prima di agosto, quella netta differenza tra le persone che si spostano in aereo rispetto a un numero di persone che si sposta via nave, si è praticamente azzerata, e quindi è quella quota di passeggeri appunto che manca al trasporto aereo, cioè circa 4 milioni e 4 sul trasporto aereo e 3 milioni e mezzo sul trasporto navale. Vediamo un attimo il dettaglio Italia-Francia, che è l'oggetto del seminario di oggi. Nella Direzione Generale dell'Aviation Civile della Francia ci evidenzia qual è il dato intanto tra la Francia e l'Italia in termini di trasporto aereo. Abbiamo una quota significativa, circa 12 milioni e mezzo, guardate, nel 2019, pari a una quota di mercato di circa il 15%, che è il dato che ci faceva vedere David Yarak prima. Questa quota è rimasta sostanzialmente la stessa, meno 16% e 15%, con valori nettamente più bassi nel 2020 e nei primi 9 mesi del 2021. Vediamo in Sardegna cosa è avvenuto. Il dato Francia-Sardegna sul trasporto aereo. Il problema, noi qui lo facciamo vedere perché i dati sono fonte ENAC, l'ENAC non ha ancora dato i dati 2021, i dati 2020 non erano significativi, quindi faccio vedere il 2019. Quello che colpisce è che sul rapporto Francia-Sardegna l'aeroporto di Alghero incide in maniera poco significativa. Guardate un po', solo 2.485 passeggeri nel 2019, 13° mercato internazionale per l'aeroporto di Alghero, quota di mercato 0,6%. Quarto mercato per Cagliari invece, con circa nel 2019 154.000 passeggeri, e secondo mercato per Olbia con circa 284.000 passeggeri, una quota di mercato del 18,4%. Globalmente nel 2019 la Sardegna con la Francia ha scambiato via aereo circa 441.000 passeggeri, il 3,5% del traffico totale tra Italia e Francia. Ma volevo far vedere una cosa però importante. Guardate qui sotto le relazioni tra gli aeroporti e la Francia, e la relazione, l'unica relazione stabile che c'è tra la Sardegna e la Francia, che è il Porto Torres Tolone via mare. Porto Torres Tolone via mare come linea fa una quota che è più bassa rispetto alle due quote aeree, però si avvicina al dato di Cagliari, cioè significa che noi abbiamo circa un 20-22% di soggetti che utilizzano il trasporto marittimo sulla sola tratta tra Porto Torres Tolone per arrivare in Sardegna. Questo basso valore di Alghero si evidenzia anche dai dati che abbiamo anche raccolto poi nel 2021 relativamente alle frequenze, alle compagnie e ai collegamenti che i tre aeroporti Olbia, Cagliari e Alghero hanno con la stessa Francia, e quindi potete vedere sono prevalentemente delle connessioni estive. Alcune sono già completate, perché sono completate a settembre. La differenza sostanziale è che su Alghero ne avevamo una e invece su Cagliari ben 8-9 e un numero superiore a 10 per Olbia, e qui abbiamo la localizzazione abbastanza distribuita, vedete, su tutto il territorio francese. Sui collegamenti marittimi giusto una slide per far vedere i dati quantitativi. Non sono stati proiettati, lo diceva Antonio prima, il dato su Bonifacio Santa Teresa, in quanto quello è un collegamento continuativo che, diciamo, dal punto di vista turistico è letto meno, ma incide in maniera significativa invece su altri tipi di collegamenti. Qui abbiamo messo invece i collegamenti tra Golfo Aranci, con la Corsica, con Nizza e con Tolone, e soprattutto con Porto Torres, e vedete che nel 2021 Porto Torres è a circa 65.000 passeggeri sul 2021, ancora lontana dagli oltre 100.000 fatti nel 2019. Chiudo con una cosa che riguarda invece non il trasporto aereo ma i dati SIRED, perché mi sembrava significativa. Ne ha parlato Lucio all'inizio e David Yarak prima. La Francia ha una quota di destagionalizzazione, Lucio diceva, vicino al 34%. Questo vi fa vedere perché. Cioè ci dice come si distribuiscono in Sardegna, perché questi sono i dati degli arrivi in Sardegna e nelle province sarde, sui 12 mesi dell'anno. E vediamo che abbiamo un picco di stagionalità rilevante
su agosto. C'è un comportamento molto simile a quelli che sono gli utenti italiani. Questi sono gli utenti che arrivano dalla Francia. E vi voglio far vedere rapidamente, guardiamo solo le forme, cosa succede invece per quelli che arrivano dalla Germania. Vedete che abbiamo un picco a settembre e un picco a giugno, addirittura con un avvallamento nei mesi di luglio e agosto, dati 2019 naturalmente, un stesso picco a settembre e luglio per i dati, per gli arrivi dalla Svizzera, e invece un appiattimento ma senza avere quel picco francese per gli arrivi da UK. Questo significa quindi che nel momento in cui dobbiamo andare a pianificare un'offerta turistica per i francesi, questo dato ci rafforza quell'elemento di stagionalità anche come offerta e anche come tipologia di prodotto da offrire, che è concentrato prevalentemente, almeno dai dati che noi abbiamo, su questi mesi. Quindi lo sforzo sarà quello di appiattire e ampliare questo picco. Bene, io spero di essere rimasto nei tempi, siamo con Antonio comunque ovviamente a disposizione per qualsiasi commento e per condividere i dati e le slide. Grazie Lucio. Ottimo Gianfranco, grazie, sempre molto preciso, molto sul pezzo. Come si è allargata l'inquadratura, improvvisamente ho trovato un Antonio Usai un po' diverso, ma forse non è lui. Chi abbiamo? Un Antonio Usai con meno capelli. Abbiamo l'onore di avere in presenza qui con noi Joseph. Io scherzo con lui, insomma ormai è da un po' che facciamo di queste cose e lo sfruttiamo, lo stiamo spremendo come un limone. Credo che stia dando un grandissimo contributo a quella che noi chiamiamo costruzione di un ragionamento, di una cultura turistica ampia, stratificata, profonda, e quindi lo ringrazio ancora una volta per essere qui con noi e per darci il suo supporto costante. Nel frattempo lui continua a scrivere libri, a fare piani strategici da Roma capitale in giro per l'Italia e non solo, quindi ancora più sentito questo ringraziamento. Insomma, non ti sei dimenticato della Sardegna. So che sei stato impegnato anche in altre iniziative all'interno dei territori, quindi mi fa molto piacere che il call to action sia anche l'esempio per raccontare una Sardegna che può crescere, che può trasformarsi. Nel frattempo arrivano una serie di domande che concentrerei alla fine del tuo intervento, quindi ti do subito la linea sulla tua visione del mercato Francia. Bene, innanzitutto grazie Lucio, devo dirti che avrei potuto arrivare a ritornare in Sardegna da un altro aeroporto, ma ho deciso di farlo tramite Olbia perché così hai 2 clienti in più e le statistiche di Gianfranco avrai sicuramente 2 passeggeri in più per il tuo aeroporto. Bene, innanzitutto vi ringrazio. Io tenterei fondamentalmente anche riprendere la splendida relazione che ci ha fatto David Jarak, andando un pochettino a concentrarlo su quello che è stato il mercato francese, con una lettura diciamo da un'ottica fondamentalmente dalla Sardegna, ma senza perdere d'occhio i nostri competitor. Allora, il mercato francese è un mercato particolare. Ha avuto un comportamento in qualche maniera particolare nel 2021, però che in realtà non è stato molto più diverso di situazioni normali. Allora, tento di spiegarmi, dopo vedrete esattamente il perché di questa mia affermazione. Allora, la Francia ha avuto in questo 2021 una caratterizzazione, ha avuto una situazione molto, molto complicata, con 3 lockdown consecutivi, e soprattutto questo è andato a incidere, a differenza per esempio di mercati come la Germania, anche al fatto di non far crescere più di tanto la capacità di risparmio delle famiglie, cioè di soldi che potevano dedicare in qualche maniera alle sue proprie vacanze. Quello che è stato molto interessante è capire come il governo francese, con delle misure dirette molto chiare e anche altre diciamo molto più celate, ha lavorato
e ha fatto in modo che fosse molto più conveniente, non soltanto per la problematica del Covid, se non per anche delle incentivazioni che hanno fatto, eccetera, il fatto che i turisti francesi rimanessero in Francia. A questo si è aggiunto delle strategie, delle azioni specifiche che alcune regioni, per esempio la Corsica o anche la Costa Azzurra, hanno fatto per attirare il flusso turistico balneare dei francesi verso queste destinazioni. Allora, come è stato in qualche maniera il risultato, diciamo, all'inizio giugno, quando sono usciti? Fondamentalmente c'era una situazione un po' complicata, cioè, come vedete, il 40% dei francesi aveva un stato emozionale positivo, cioè vedevano le cose con una certa, diciamo, caratterizzazione positiva, e questo implicava fortemente un altissimo desiderio per questo 40% di fare vacanze, ma il 60% non era così, e questo è andato a incidere fondamentalmente a come hanno percepito la vacanza, e questo è un aspetto molto importante che noi non dobbiamo sottovalutare. Cioè, come sapete bene, quando parlo con voi tento sempre di darvi delle input per ragionare non dalla nostra prospettiva come operatori turistici, sino fare il grande sforzo di metterci o di ragionare come può ragionare il nostro mercato, considerando che il mercato francese ragiona in un certo modo, il tedesco, lo svizzero, l'inglese, l'italiano, il francese ha delle particolarità diverse. Cosa è interessato fondamentalmente a maggio 2021? Cioè, quali erano gli atteggiamenti che in qualche maniera avevano i francesi rispetto alla vacanza? Fondamentalmente la libertà e il poter uscire dalla situazione nella quale si avevano in qualche maniera trovato come conseguenza di questi 3 lockdown consecutivi. Pertanto vedevano o aspettavano la vacanza con grande impazienza, come vedete il 37%, molti con la speranza che questo significherebbe in qualche maniera un cambiamento della situazione, ma soprattutto interessante il 35% come un vero bisogno, e questo va a incidere su una importante trasformazione che abbiamo della domanda, soprattutto europea, complessiva in diversi mercati, cambia un pochettino per un fattore da non sottovalutare. Cioè, la vacanza e il viaggiare è diventato un bisogno per la maggioranza degli europei. Questo vuole dire che sicuramente dobbiamo ragionare non più intendendo la vacanza come una commodity, come era probabilmente fino a prima del Covid, dove il fattore prevalente di scelta era il prezzo, a una realtà che è quella di oggi e che sicuramente continuerà nel futuro, cioè la vacanza o il viaggiare come un elemento fondamentale che mi permette di rigenerarmi, rivivere, mettermi a posto, rilassarmi, eccetera, eccetera. Cioè è il concetto fondamentale del well-being. Allora, che cosa volevano fare i francesi? Beh, il 47% dei francesi, questo concetto che ci può essere un po' strano per noi, ma che è molto francese, quello la ragione per la quale come motivazione prioritaria era il cambiare aria, cioè uscire dalla sua realtà. La vacanza per i francesi nel 2021 ha significato fondamentalmente questo. Come vedete, per il 47% era la motivazione principale, la secondaria per il 26%. Ricolleghiamo questo ragionamento con il concetto del well-being, ma anche del ricentrarti, del star bene, che come vedete significava fra trinca e tranca più del 40-42% delle motivazioni. C'è l'aspetto classico di stare in famiglia, ritornare a stare con gli amici, eccetera, eccetera, e ovviamente gli argomenti più noti su scoprire nuove culture, eccetera, fare sport, eccetera, eccetera. Che cosa è importante considerare qua? Come lo dobbiamo noi operatori del turismo utilizzare per preparare le nostre proposte turistiche per il 2022? Perché non dobbiamo dimenticare una cosa. Nel 2022 non saremo ancora nel turismo post-Covid, saremo nel turismo nel Covid o durante il Covid. Io dico spesso che nel turismo abbiamo in questo momento la stessa situazione che hanno gli storici, cioè in storia si parla del avanti Cristo e del dopo Cristo, cioè l'anno 0 è l'anno della nascita di Cristo. Bene, nel turismo dobbiamo cominciare che c'è
il turismo prima del Covid, fino al 2020, anno zero, e il turismo post-Covid o dopo Covid. Pertanto noi dobbiamo ragionare che nel turismo del dopo Covid dobbiamo cominciare a strutturare e comunicare le nostre proposte turistiche come territorio, come Sardegna, come le diverse destinazioni turistiche della Sardegna, come delle destinazioni che ti permettono non soltanto divertirti, se fondamentalmente ricentrarti, rilassarti, riposarti, cioè dobbiamo andare incontro e raccontare e creare le nostre proposte seguendo quello che il mercato o la domanda o le diverse domande chiedono e fanno. Qual è stato alla fine il comportamento dei francesi? Beh, il 59% dei francesi hanno fatto vacanze, che è stato un po', diciamo, di più rispetto, ma non più di tanto, rispetto a quelle che hanno fatto, come vedete, nel 2020. Però siamo lontano del 71% dei francesi che nel 2019 avevano fatto delle vacanze. Quello che non ha avuto molto cambiamento e dove sono andati? Cioè il 90% dei francesi hanno fatto vacanza in Francia, 94% l'anno scorso, però osservate che nel 2019, che non c'erano problemi, il 90% dei francesi hanno fatto la sua vacanza in Francia, e questa è una caratteristica del mercato francese, è una delle caratteristiche che segna storicamente e tradizionalmente il mercato francese. I francesi fanno fondamentalmente la sua vacanza in Francia, seppur dobbiamo considerare che qui c'è un piccolo trappoletto, cioè, come sapete bene, i francesi hanno quello che loro chiamano domaine outre-mer, cioè i territori francesi di oltremare, le Antiglie francesi, la Polinesia, eccetera, eccetera. Pertanto, quando con dei collegamenti aerei, prima del Covid, importanti e costanti nell'arco di tutto l'anno. Pertanto, molti francesi, anche l'isola della Réunion, per esempio, sono andati anche questo anno a fare delle vacanze in queste destinazioni prevalentemente balneari, ma statisticamente figurano come se fossero turismo domestico. Però quello che è interessante capire in questo caso concreto è già l'incremento che abbiamo avuto, percentualmente di poco, soltanto 4 punti, però già è significativo, dei francesi che hanno scelto destinazioni turistiche internazionali. Fondamentalmente, come vedete, il 70% sono rimasti in Francia, soltanto il 30% sono andati in paesi esteri. Dopo vedremo dove. Quali sono le destinazioni? Questo è interessante, un po' per capire anche quello che ci ha raccontato prima Giancarlo Fancello sulla stagionalità. Allora, partiamo dalla premessa che i francesi hanno 6 periodi di vacanza nell'arco dell'anno, cioè non hanno la vacanza scolare come l'abbiamo noi concentrata, è distribuita in 6 periodi diversi. È ovvio che la punta normalmente è fra fine luglio e agosto, e che loro normalmente è quando vanno all'estero a fare prevalentemente le vacanze balneari. Però nel resto dell'anno fanno vacanza, viaggiano all'interno della Francia. Cosa è successo nel 2021? Beh, fondamentalmente, come vedete, una percentuale interessante, il 40% ha scelto delle destinazioni balneari in Francia, prevalentemente la parte atlantica, ma anche la parte mediterranea. Un 20% ha fatto delle vacanze sulle città, da Parigi a Toulouse, Lione, eccetera, eccetera. Ma un 40% ha scelto destinazioni fondamentalmente rurali e di montagna. Questo per quanto riguarda le vacanze che hanno fatto nei propri territori. Quali sono gli elementi che noi operatori turistici della Sardegna dobbiamo considerare essere attenti alla trasformazione della domanda nel mercato francese che abbiamo avuto nel 2021, ma che segue in qualche modo quello che aveva accaduto già nel 2020? Beh, fondamentalmente un incremento della domanda per andare a fare delle vacanze non più in strutture ricettive, se non fondamentalmente straveriere, affitti delle case, eccetera, eccetera. Molto residence, molto appartamento.
Interessante il ritorno forte del campeggio come opzione di vacanza. Sappiamo che i francesi storicamente sono stato uno dei mercati per quanto riguarda al campeggio che più, diciamo, che più era cresciuto, era più consistente. Negli ultimi anni era diminuito un po', ha ritornato fortemente. Ma soprattutto c'è un fattore interessante, è l'incremento dell'interesse della vacanza breve, soprattutto in destinazioni di natura e di montagna. Pertanto, qual è fondamentalmente il tipo di struttura che hanno scelto? Qui abbiamo sia la domestica come la internazionale. Come vedete, il 52% ha scelto l'albergo, ma il 44% le case in affitto, gli appartamenti, eccetera, eccetera. Bene, detto questo, che tipologia di vacanza hanno fatto? Già qui mettiamo insieme la vacanza fatta in Francia come quelli che sono andati all'estero. 57% ovviamente turismo balneare, un 22% ha scelto destinazioni di montagna, con un 26% sul rurale, che quel dato del -8 che vedete, esattamente questo è il risultato finale a 30 settembre. Quell'8% era le previsioni che c'erano nel mese, cioè a fine mese maggio, inizio di giugno, cioè la vacanza rurale aveva più aspettative di quelle che finalmente si sono in qualche maniera consolidate. Sul turismo urbano abbiamo visto anche un'interessante crescita, cioè le città, la vacanza breve in questo caso in città è cresciuta, soprattutto perché c'è stata una riduzione del numero di giorni di vacanza che hanno fatto i francesi, e dove c'è stata una grossa crescita, e questo è un dato interessante che vedrete che un competitor della Sardegna ha capito e ha sfruttato, la crescita del cosiddetto turismo itinerante. Turismo itinerante non è il turismo di camper o diciamo di autocaravana. Turismo itinerante è quello che fai normalmente con camper, caravana o anche con la tua macchina andando a dormire in alberghi eccetera, alla scoperta del territorio. I francesi è una tipologia di turismo che storicamente sempre hanno amato e che hanno praticato, e che come vedete ha significato un 21% del totale della vacanza dei francesi, che alla fine ha implicato una crescita del 10% in più rispetto a quello che si prevedeva, che va in qualche maniera, se andiamo indietro e vi ricordate un'altra slide, quello che volevano fare, cioè conoscere altri territori, culture, eccetera, eccetera. Bene, vediamo quali sono stati i criteri di scelta. In qualche maniera sono stati già un po' sviscerati da David. Fondamentalmente per quanto riguarda le destinazioni, cioè perché qui c'è un elemento importantissimo, che come operatori, soprattutto in Sardegna e anche in Gallura, dobbiamo di ragionare fortemente. Il turista cosa sceglie prima? L'albergo, l'hotel o la destinazione? Sembra evidente che sceglie prima la destinazione, ma spesso lo dimentichiamo. Pertanto la ragione per la quale scelgono o hanno scelto la destinazione è stata fondamentalmente, come per il 98% dei turisti francesi, come ragione essenziale il fatto che si fossero applicato delle misure sanitarie e fossero percepibili. L'altro argomento importante è l'indice di contagio che si andava a verificare su questa destinazione, il fatto che si rispettassero le regole, che fosse tutto organizzato per essere, come dire, molto, diciamo, con la distanza sociale, le misure, eccetera, eccetera, e ovviamente anche, fattore interessante, i vincoli sanitari, cioè l'obbligo diciamo, dei PCR, tamponi, eccetera, eccetera, sia all'arrivo, qua, cioè il Gwiner, cioè la destinazione internazionale che ha vinto la gara per quanto riguarda al maggiore numero di flussi turistici, è stata ovviamente la Francia, come vedete 116.000, però seguita, come dire, accanto della Grecia. Ma osservate che la Sardegna siamo nel 14° posto, abbiamo avuto 13.347, qui stiamo parlando fondamentalmente di turisti che sono arrivati con pacchetto turistico, ovviamente sono arrivati i turisti individuali, eccetera, eccetera, però vuol dire che noi
siamo in qualche maniera una proposta per il mercato francese che è molto al di sotto di quello che sono le Baleari, che come vedete hanno avuto 74.000 francesi, le proprie Canarie, piuttosto che la Grecia continentale. E anche la Sicilia su questo punto ci ha superato diciamo di abbastanza, con 40.000 turisti, mentre che in generale noi, Sardegna una parte ma anche l'Italia continentale, ci muoviamo dai 10 ai 13-14.000 turisti per quanto riguarda al 2020. Come osservate, noi abbiamo avuto nel 2020 più turisti francesi di quelli che abbiamo avuto quest'anno. Perché questo? Probabilmente perché l'anno scorso c'erano alcune destinazioni dalla Turchia, piuttosto che soprattutto la Tunisia, che erano chiuse, e pertanto i tour operator hanno derivato parte del cliente diciamo di medio raggio o di corto raggio che poteva scegliere la Sardegna, lo ha spostato verso destinazioni che l'anno scorso, come vi ho detto, erano chiusi. Qui dei dati a livello di voli, diciamo destinazione più di long haul, però più di tanto considerare il fatto che Repubblica Dominicana, come le Antiglie francesi eccetera, hanno avuto dei volumi che comparati con quelli che abbiamo avuto noi in Sardegna sono sicuramente superiori. Questo ci porta fondamentalmente a capire qual è il comportamento anche adesso, cioè come sta andando settembre, meglio detto, come è andato settembre, ottobre e anche le prospettive per il novembre. Beh, il mercato francese, a differenza di altri anni, che si fermava, aveva un comportamento abbastanza simile al francese, al nostro, all'italiano, sta continuando, cioè sta continuando a prenotare le vacanze d'inverno e ovviamente ragionano di andare prevalentemente su destinazione francese, mare, montagna, rurali soprattutto, però anche osservate delle particolarità, come il caso di scegliere prenotazione per andare nella Finlandia, perché è un paese sicuro con il Covid eccetera, come vedete per le Canarie, e anche le destinazioni diciamo del Mediterraneo, che in qualche modo sono nostri competitor. Osservate che in questa classifica, qui stiamo parlando, sono dei dati, ribadisco, dell'assetto, noi come Sardegna non ci siamo. E pertanto andiamo a vedere cosa è successo con i nostri competitor. Quali sono stati i nostri competitor? La Spagna, la Grecia, la propria Francia e la Croazia. Questo ha significato che la Spagna ha ricevuto questo 2021, dati fine settembre, la modica quantità di 3 milioni di turisti francesi. In realtà loro ne hanno ricevuto 13 milioni. Ma perché vi dico 3 milioni di turisti e 10 milioni? Perché sono escursionisti. Cioè c'è un fenomeno un po' particolare che adesso vedremo, che è quello della vicinanza. Cioè il francese si muove prevalentemente, si muoveva anche così, prevalentemente in macchina. E loro hanno tradizionalmente un'abitudine in andare a fare la giornata in alcune destinazioni del nord della Spagna, dalla Catalogna, Paesi Baschi, eccetera, eccetera. Però dal punto di vista dei turisti, le Baleari ne ha ricevuto 414.000, mentre che la Catalogna ha superato il 1 milione di turisti in tutto questo periodo, la stagione 2021, che probabilmente è andato da giugno a fine settembre. Per quanto riguarda la Grecia, ha ricevuto 500.000 turisti e la Croazia altri 300.000. Il trend in tutti e tre casi è positivo. Come hanno fatto? Beh, fondamentalmente, se guardiamo la Spagna, per la Spagna la Francia è un mercato strategico che si è diviso in qualche maniera sul livello di permanenza. Come vedete, fondamentalmente la stramaggioranza di cliente è cliente diretto, poco intermediato in qualche maniera, con la stramaggioranza fanno una vacanza che va da 4 a 7 giorni. Ma se andiamo a vedere come hanno fatto? Beh, fondamentalmente una strategia molto mirata per il mercato francese, con una strategia incentrata
vedendo come il mercato si comportava, quelli dati che abbiamo visto prima, su quello che è la promozione del turismo urbano, ma soprattutto anche ragionando sulla questione della sicurezza. Ho voluto fare un focus specifico per quanto riguarda la Catalogna che magari noi non lo consideriamo come un competitor per diverse ragioni, ma nel caso francese lo è. Beh, loro hanno avuto, come vedete, più di 1 milione di turisti, dei quali 800.000 sono arrivati in auto, proprio con la sua propria macchina, 240.000 più o meno sono arrivati con aereo e 25.000 con il treno, i collegamenti di alta velocità. Perché tutto questo? Perché è una destinazione tradizionale per quel mercato, ma soprattutto per la strategia specifica che l'agenzia turistica regionale ha sviluppato per il mercato, cioè loro hanno un ufficio di promozione permanente, già ormai da tanti anni, in Francia, che ci lavora su questo mercato. Hanno disegnato un prodotto specifico per il mercato francese, che è questo che vedete qua, che è il Grand Tour, cioè quello che abbiamo visto della domanda del turismo itinerante. Hanno creato un prodotto con 8 tappe per andare alla scoperta dei diversi territori, destinazioni, mare, montagna, eccetera, mettendo un po' tutto insieme della Catalogna, con una idea fondamentale di sfruttare la logica del voler viaggiare in macchina e la sicurezza, ma tentando di fare conoscere destinazioni alle quali possono ritornare. Campagna pubblicitaria e specifica, e soprattutto hanno partecipato, sono andati a trovare il cliente. I francesi sono molto amanti delle fiere campionarie, cioè tutte le città francesi fanno le vecchie fiere campionarie ancora, dove trovi di tutto, trovi dalle pentole a tante altre cose. Beh, loro hanno lavorato facendo promozione, stand, azioni di marketing, eccetera, approfittando questi momenti, cioè facendo operazione business to consumer, e soprattutto lavorando con canali specifici attraverso i social francesi per quel mercato. Sulle Baleari, le Baleari è anche un mercato molto importante, dietro mercato tedesco e mercato inglese. Come hanno lavorato loro? Fondamentalmente hanno capito che la preoccupazione dei francesi era la sicurezza e hanno creato il safety pack, cioè le assicurazioni per le quali uno andava a farsi la vacanza in Baleari, si ammalava eccetera, il rimpatrio in aeroambulanza era pagato dal governo regionale, piuttosto che si voleva fare la quarantena, aveva la scelta, rientrava a casa con tutte le rate, o poteva rimanere i 12 giorni pertinenti in alberghi di 4 stelle pagati, diciamo, essendo ospite dal territorio. Hanno fatto degli accordi con i tour operator e soprattutto hanno fatto delle azioni di co-marketing e di incentivazione insieme con gli aeroporti, con i vettori aerei. La Grecia, sto già finendo, ha lavorato con una strategia specifica iniziando molto presto, già nel mese di maggio-giugno, che le ha significato in qualche maniera il fatto che hanno avuto un incremento del 26% dei francesi rispetto ai clienti che avevano avuto nel 2020, e nel caso concreto del mese di agosto, come vedete, il 36%. Cioè hanno studiato, analizzato il gusto francese, le preoccupazioni francesi, e hanno comunicato e organizzato la sua strategia comunicazionale e di prodotto per rispondere ai bisogni dei francesi. E per finire abbiamo la Croazia che per il 2021 i francesi ha significato niente meno che 300.000 turisti, con una particolarità. La Croazia diciamo che è una nuova destinazione. Prima del Covid aveva una presenza, diciamo, nel mercato francese era poco richiesta e domandata, non c'era interesse. Beh, con il Covid è cambiato. La prova è che abbiamo arrivato a incrementi, diciamo, a 3 cifre, che quelle che vedete qua, che portano ai 300.000 turisti avuti nel 2021, con questo incremento che vedete qua del 150% in questo periodo, fondamentalmente lavorando su 2 aspetti: uno, la questione della sicurezza, e l'altro andando a lavorare con del co-marketing specifico con i vettori prevalentemente low cost che operano in Francia. Beh, tutto questo
ci porta in qualche maniera a ragionare sul fatto che è un mercato che non dobbiamo di perdere l'attenzione, è un mercato che può crescere di più, è un mercato che sta avendo, che è particolare in qualche maniera, lo era già prima ma continua a esserlo, ma soprattutto un mercato che dobbiamo cominciare a ragionare per adeguarci a quello che in qualche modo sono i suoi bisogni. In conseguenza, quello che è molto chiaro, io un po' la raccomandazione da fare, dobbiamo essere molto attenti, perché anche quelli turisti che abbiamo avuto non è detto che ritorneranno automaticamente, perché come vedete hanno un comportamento molto fisso da una parte, ma stanno scoprendo in qualche maniera altre destinazioni, e la Sardegna potrebbe essere sostituita con una certa facilità. Pertanto presidiamolo, siamo attenti e soprattutto non perdiamo in assoluto di vista né quello che fanno i competitor né quello che noi dobbiamo organizzare, creare e preparare per attirare per il 2022 un maggior numero di flussi turistici francesi. Grazie. Grazie Joseph, sei sempre molto, molto stimolante. Credo che siano emerse degli spunti che per tutti noi operatori, ma anche credo per i nostri amici della regione, per il dottor Masiello, possano essere di grande stimolo e di grande ragionamento, per cui ti ringraziamo. Dunque, mi dicono dalla regia che la radio ha qualche riflessione, qualche domanda da farci. Sentiamo un po', Max. Sì, no, io ti ringrazio e noi tutti insieme in modo compatto facciamo il tifo per Joseph, perché poi è stato anche a trovarci oggi, quindi lui è l'unico momento in cui io tengo le mie cuffie rigorosamente in testa e non mi perdo nulla assolutamente di quello che dice lui. Per me è la Bibbia. Però c'è un ascoltatore che voleva sapere dal professor... Aspetta, sì. Facciamo una domanda a Joseph, se me la sì, fai prego, fare. Vai. Abbiamo sentito di come le altre nazioni si sono organizzate, no? Con varie offerte per il mercato francese. Qual è l'incidenza dei viaggi organizzati sul totale del turismo francese, Joseph? Se è un dato che possiamo più o meno dare... Sì, il viaggio organizzato ovviamente dipende... Mi sentite? Sì. Ma allora dipende ovviamente dalle destinazioni. Diciamo complessivamente il viaggio organizzato nel mercato francese rappresentava dal 30 al 35%. Okay? Il francese è prevalentemente un mercato diretto, un mercato per quanto ci riguarda, il mercato europeo è un mercato che si muove prevalentemente in macchina o anche in aereo. Però curiosamente si prevede, parlavo ovviamente per preparare con questo con il direttore dell'assetto, loro erano molto contenti come diciamo categoria tour operator, perché stavano vendendo in qualche maniera un incremento dell'interesse per l'utilizzo del tour operator e del pacchetto organizzato. Ok? Grazie. Okay. La mia domanda invece è in relazione a un ascoltatore che la leggiamo testuale per il professor Morandi. Questo ascoltatore dice: da quando ha appeso la chitarra al chiodo è sempre rimasto legato di più a In ginocchio da te o a Non son degno di te? No, io se posso rispondere, la mia canzone preferita è Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, perché sono rimasta ancora bambino, quindi un evergreen. sì, è un super classico. Comunque, a proposito di questo fatto, la cosa interessante è che poi Gianni Morandi è un grande personaggio. Avete visto che dal punto di vista della sua presenza sui social è straordinario. Avessimo noi la stessa potenza come regione di quella che ha lui, la sua visibilità sui canali digitali, saremo veramente un passo più avanti, anzi forse molto più avanti. Francesco, ricordiamoci che tu con Giovanni Morandi ci hai fatto una cosa importante a Sant'Antioco. Sì, abbiamo provato a fare una serie di operazioni sul turismo legato al cinema. Avevamo cercato per lungo tempo degli interlocutori affidabili, finalmente abbiamo messo in piedi una operazione molto interessante per la Sardegna, l'Isola di Pietro. Infatti non si chiama Carlo Forte, ma si chiama l'Isola di Pietro, l'idea che evoca l'isola. Insomma, c'era un ragionamento sotto interessante, la cosa è proseguita.
Ma la cosa più interessante e migliore è che abbiamo monitorato i risultati dell'attività che è stata fatta il primo anno, poi rinnovata il secondo, poi il terzo, e devo dire che sono estremamente incoraggianti. Non si è inventato nulla, si è semplicemente copiato da quelli bravi. Si è capito che il cinema spinge le destinazioni, così è stato fatto. Se ci fate caso, esiste adesso una tendenza ancora più strutturata a lavorare con alcuni grandi broadcast, tipo Netflix. Alcune destinazioni hanno investito fortemente con Netflix sull'idea che attraverso il canale Netflix si possa generare dei flussi turistici interessanti, o meglio richiamare l'attenzione sulla destinazione, aumentare l'attrattività e così diventare un po' più competitivi. Quindi, diciamo, il tema Max, secondo me è ancora attuale anche per la Sardegna. La domanda era pertinente, hai visto? No, ma era mio cugino che ha fatto la domanda. La mia poi poteva essere, e qui vi lascio, la mia poteva essere, professore, la bella signora di Parlami di te. Chi è? Ne abbiamo due qui collegate, finalmente riequilibriamo un po' le presenze di genere, quindi io direi che due straordinarie ci stanno guardando e attendono di entrare. Io farei entrare loro, meglio di così credo che non possiamo fare. Va bene, ti lasciamo la parola, Francesco, e ringraziamo naturalmente Maria Elena Rossi, direttore marketing di Enit, e Federica Galbesi, manager di Enit Parigi. A voi. Bene, grazie Lucio, grazie di nuovo per l'invito, grazie anche da parte loro, lo faccio io. No, Maria Elena Rossi, non c'è bisogno di presentarla, anche se tu l'hai reintrodotta, ormai è forse il padrone di casa, non è di casa, quindi le diamo il bentornato, anche se insomma è come se fosse con noi. Lo è di fatto, lo è continuamente, quindi una volta di più grazie di cuore. Tra tanti impegni è sempre difficile trovare lo spazio per stare attenzione a iniziative che apparentemente sono, diciamo, collaterali rispetto alla vostra attività, ma che in realtà aiutano, credo, a condividere un po' gli obiettivi. Siccome abbiamo parlato molto di mercati, io vorrei allargare un po' la prospettiva, cioè vorrei vedere la cosa un po' dal punto di vista, diciamo, un po' più istituzionale, e cercare di fare con voi invece un ragionamento un po' diverso, cioè di fare un po' di sintesi, un po' di valutazioni e vedere un po' le prospettive. Siccome so che Maria Elena poi ci deve abbandonare, partirei da lei con le prospettive. Abbiamo visto il TTG, eravamo lì con un po' di trepidazione e insomma si è respirato un sano ottimismo. C'è stata mi pare Top Resa 2021 a Parigi dall'8 di ottobre, insomma un'iniziativa recente. Sarebbe interessante capire davvero che aria si respira, quali sono le prospettive, come tu Maria Elena vedi la situazione. Allora, intanto ciao a tutti. Allora, siamo pagati per essere ottimisti e quindi fa parte del nostro lavoro, e un po' di ottimismo. Ho appena finito un webinar in ambito della meeting industry, quindi del settore congressuale, in pochi minuti fa. E in generale si respira anche nel settore dell'incentive, travel e dei convegni sicuramente dei segnali importanti di ripartenza, perché comunque sono ripartite le richieste di convegni internazionali, sono partite le attività corporate, anche aziendali, chiaramente in una dimensione diversa, ibrida, in una dimensione anche dove si combina business e leisure, no? Sempre di più, e queste sono alcune delle tendenze che in effetti si stanno manifestando. Noi la prossima settimana, sempre per dare un segno di ottimismo, saremo a WTM a Londra con sostanzialmente tutte le regioni. Sappiamo che anche la Sardegna è presente, molto vicina fisicamente a noi. Abbiamo in pipeline tantissimi eventi, sempre sul MICE. Domani siamo al più importante evento in Svizzera, dove siamo host country. Siamo all'IBTM, sempre legato al settore mais a Barcellona. Siamo a ILTM, la più importante fiera del lusso a Cannes, all'inizio di dicembre. Tra l'altro stiamo incrementando il numero di partecipanti, abbiamo oltre 100 imprese del segmento del lusso, abbiamo parecchie tra l'altro in waiting list, perché evidentemente c'è una grande voglia di ritornare a rivedersi, ma soprattutto c'è ottimismo e ci sono delle prospettive concrete di ripartenza che stiamo già notando senz'altro dal mercato americano.
e anche quando noi guardiamo dal nostro osservatorio rispetto all'incremento dei flussi aeroportuali, ad esempio, ma anche delle prenotazioni delle OTA, vediamo sicuramente anche in termini di competitività, come ci insegna Josep, che performiamo molto bene, soprattutto per esempio rispetto al nostro competitor Francia, come competitor di incoming, di flussi, ma anche rispetto agli altri competitor Spagna, Grecia e appunto, come dicevo, Francia. Quindi dei segnali positivi ci sono, anche per le città che sono forse quelle più toccate, sono state più toccate, quelle un po' più indietro rispetto al recupero, e noi appunto siamo presenti, e poi Federica vi approfondirà il mercato francese, quello che sono le prospettive e anche quello che abbiamo fatto noi e che stiamo continuando a fare in termini di posizionamento. Volevo fare semplicemente 3 considerazioni su quello che ho ascoltato, purtroppo non sono riuscita a seguire tutto, ma 3 considerazioni che vorrei evidenziare rispetto a quello che diceva Josep sul mercato francese. Un primo aspetto è legato al tema giustamente che lui ha messo in evidenza della sicurezza. E questo aspetto, devo dire, ha giocato a favore per noi sul mercato francese. Questo ve lo confermerà anche Federica, cioè in termini reputazionali l'Italia sul mercato francese, lo vediamo anche dall'ascolto della rete, ha avuto effettivamente un impatto molto positivo sul modo in cui abbiamo gestito la pandemia, come l'abbiamo raccontata, come siamo stati molto attenti sul tutto quello che sono state l'ufficio stampa e le media relations, appunto in questi mesi, e questo sicuramente a livello Italia complessivamente ha pagato in termini positivi come flussi verso il nostro paese nel mercato francese, che indubbiamente è un mercato, come dicevamo, che si sposta molto in macchina e che appunto poteva muoversi last minute, last second verso il nostro paese, anche con la sensazione di essere come dire accolti in sicurezza, nella massima sicurezza, e questo è il primo elemento. È chiaro che la Francia da sempre, a differenza dell'Italia, ha vissuto di turismo interno, no? Le percentuali pre-Covid di turismo interno in Francia erano 70% su 30 internazionale. Per noi eravamo, ricordiamoci, pre-Covid 50% domestico e 50% internazionale. Quindi la Francia ha sempre vissuto molto il turismo domestico, e quindi, come dire, noi durante la pandemia 20 e 21 di fatto ci allineiamo su quei dati: 30% turismo domestico internazionale, 70% turismo domestico, dico complessivamente, così do un quadro più generale Italia e poi Federica entra più nello specifico. Quindi questa dimensione di spingere sul turismo domestico è sempre stata una policy francese molto molto forte, e noi abbiamo sempre dominato sul turismo internazionale rispetto alla Francia, soprattutto verso l'extra Europa, ma non solo. Ultimo punto è quello che sempre richiamava Josep sulla dimensione turismo organizzato, turismo e turismo individuale. Indubbiamente abbiamo visto, e lo vediamo, e Federica lo mostrerà molto bene, come ci si indirizzi sempre di più verso il turismo individuale e molto meno verso il turismo pacchettizzato e organizzato. Quindi da questo punto di vista c'è un faccio tutto da me che cresce sempre di più per i francesi, dovuto ovviamente alle nuove dinamiche che anche si sono manifestate col Covid, ma che sono state indubbiamente si sono rafforzate in questi ultimi anni, e questo è un altro tema che evidenziamo con alcuni dati che vi mostra Federica. Certo, grazie Marina. Posso chiederti una cosa al volo, invece un flash, che così poi ti liberiamo? Sì. Ma se tu dovessi puntare su un prodotto che la Sardegna, adesso facciamo un passo un po' più sul livello locale, possa proporre con una prospettiva di successo il mercato francese per i prossimi anni, su cosa punteresti? Un input solo. Sì, attivo, turismo attivo, assolutamente, un turismo più giovane, più attivo, perché l'offerta che può dare la Sardegna su questo credo che sia impagabile, può posizionarsi da questo punto di vista sulla bike, trekking e su tutte queste attività che oggi sono veramente importanti, e veniva sottolineato anche il tema dell'open air, anche quello è un bellissimo tema che tra l'altro può essere interpretato non soltanto vecchia maniera e
il camping classico, sappiamo il glamping, sappiamo tutte le altre forme di open air che si stanno rafforzando tantissimo, quindi io direi open air e active sono le due parole chiave che metterei in evidenza. Ci sarà molto da lavorare, penso che sia anche un modo positivo e un tentativo interessante da fare per destagionalizzare. Lucio continua a dire, cioè c'è un suo mantra, ormai è 20 anni che lo sento, che noi siamo una winter sunny destination, quindi se puntiamo sul turismo attivo e sull'outdoor forse qualche speranza ce l'abbiamo. Tutto sommato non è che abbia esattamente torto, che poi ci sia scommesso sopra invece è una questione molto diversa. Grazie Maria Elena, grazie davvero di cuore. Ti aspettiamo per il prossimo webinar allora. Sì, io comunque cerco di fermarmi ancora un po'. Ah, ok. Comunque siete in ottime mani con Federica, che appunto è a capo del nostro ufficio a Parigi da tempo e guida un bellissimo team, e tantissimo lavoro abbiamo fatto e continuiamo a fare per l'Italia e naturalmente anche per la Sardegna. Lascio la parola a lei. Bene, allora grazie per averla presentata tu, le diamo la bienvenue, come si dice, sperando di averla poi presto fisicamente in presenza. Con Federica abbiamo continuato a chattare durante tutto il webinar finora, un po' col telefono, un po' WhatsApp, un po' con l'email, e eravamo indecisi se mostrare lei o fare vedere le slide. Forse possiamo condividere lo schermo e vedere le slide, è un peccato privarci della presenza fisica, ma l'ascolteremo dal punto di vista appunto con un altro mezzo sensoriale. Così magari proviamo, ogni tanto intervengo se la regia mi lascia il microfono aperto e interrompiamo un po', proviamo in maniera un po' dinamica a fare un po' una sintesi di quello che abbiamo ascoltato, vedere cosa ha fatto Enit, cosa sta facendo sul mercato francese e capire quali sono i trend su cui ci possiamo assestare. Francesca, a lei la parola. Se riesce a condividere lo schermo. Sì, vado un attimo. Buongiorno a tutti. Intanto provo a vedere se riesco a condividervi lo schermo. Ecco, forse... Se riusciamo, altrimenti andiamo random e non abbiamo problemi. Vediamo, dovrebbe essere iniziato. Lo vedete? A me dice che è partita. Ci mette un attimo. Ma abbiamo un po' di diciamo distanza digitale ancora da colmare. Col 5G cambierà tutto. Dovremo cambiare anche noi profondamente, perché la disruptive innovation che abbiamo subito finora negli ultimi 20 anni verrà completamente stravolta e avremo uno scenario sul quale misurarci che credo ancora non riusciamo ad immaginare bene. Però forse lì la Sardegna potrebbe avere invece un notevole vantaggio competitivo se riuscisse ad attrezzarsi per gestire in maniera diversa l'infrastruttura digitale. Adesso le vediamo però, quindi se le possiamo mandare. Le vedete adesso? Sì, certo, eccola qui. Benissimo, liberi sulle slide. Perfetto. Francesca, Benissimo. è tutto suo. Allora, innanzitutto confermo un po' quello che è stato detto da Maria Elena e anche sentivo Joseph prima. È vero che il mercato, diciamo, globalmente l'Italia è una destinazione che attira molto i francesi, questo non abbiamo dubbi da anni, e la Sardegna fa parte dei prodotti un po' faro di quelli che sono attirati da noi, diciamo, dal prodotto sardo. Se dobbiamo parlare in termini di cifre, sappiamo che la Francia è il secondo mercato dopo la Germania, siamo passati da 1,3 milioni nel 2019 a circa 233.000 presenze in Sardegna quest'anno nel 2020. In termini di tipologia di ricettiva rispetto ai francesi, diciamo che qui invece c'è stata una controtendenza abbastanza interessante, perché sono passati Francesca, devi girare le slide. Io li sto girando, però forse avete un decalage voi. Sì, forse sì. Ha interrotto la condivisione schermo, mi dicono qui della regia. Allora, aspetta, perché non riesco. Per me è tutto sotto controllo, invece per voi no. Aspetta. Vabbè, ma non fa nulla. Vabbè, no. Io credo che invece il piacere di vederti sia più significativo che vedere le slide. Ne abbiamo viste tantissime, quindi se anche ci vediamo di persona forse è meglio. Per una volta ce la facciamo. No, di pure invece sulla distribuzione dei flussi, sulle strutture, che mi sembra interessante. Condividere in un altro modo senza problemi. Quello che era interessante vedere rispetto alla presenza in tipologia ricettiva tra il 2020 e il 2021, quello che abbiamo riscontrato dai dati, che mentre fino al 2020
il 65%, quindi era ricettività, era soprattutto nell'alberghiero. Nel 2021 c'è stata una controtendenza per cui in realtà il settore alberghiero si abbassa al 40% e l'extra alberghiero supera gli arrivi nell'alberghiero, quindi per noi questa è una cosa abbastanza nuova sul mercato da questo punto di vista. Tra le altre come diciamo, la tipologia del cliente, chi viaggia in Italia, in particolare abbiamo cercato di vedere chi viaggia in Sardegna. In Italia viaggiano prevalentemente seniors e coppie e famiglia. Diciamo che i seniors erano veramente un po' inizialmente lo zoccolo duro, un po' le cœur de cible del nostro, il target principale, anche se come mercato francese presenza molto radicata fuori Parigi, che ha permesso quindi di Francia. Quindi abbiamo, diciamo, considerato quello che dicevate prima, tu e Giuseppe e Maria Elena, puntare su, cioè, gli individuali sono molto interessanti per il mercato francese, si spostano in auto, avere collegamenti diretti marittimi è, come dire, un driver in più che consentirà probabilmente di ottenere qualche soddisfazione in prospettiva, credo, anche se siamo in aeroporto, cosa si possa dire. Scusami, ti ho interrotto e vediamo invece qualcosa sul turista. E assolutamente a conferma di quello che dici tu, noi abbiamo raccolto di quelli che sono stati i dati relativamente al turismo individuale, abbiamo raccolto quelli che sono stati i dati di prenotazione presso il SETO, che è per noi la più grande organizzazione che raggruppa i principali tour operator francesi che sono iscritti. Non sono tutti, ma comunque sono almeno l'80% dei tour operator. Per darvi un'idea delle cifre, la Sardegna arriva in 14ª posizione, l'Italia addirittura in 15ª, con la Sardegna avrà circa 13.000 soggiorni, pacchetti tutto completo riservati presso tutti gli operatori iscritti al SETO, e l'Italia ne ha circa 11.000, il che ovviamente ci fa capire che siamo ancora molto lontani dai dati che già aveva annunciato Joseph prima, perché lui parlava giustamente, perché è un dato che avevamo anche noi, di 70-30, cioè 70 turismo individuale e 30 intermediato. Se noi confrontiamo gli arrivi generali con quelli registrati, tenuto conto della tipologia di mercato, abbiamo un'attività B2B ma prevalentemente un'attività B2C, abbiamo estremamente puntato su quello che è la notorietà della nostra destinazione, quindi al di là di quelle che sono diciamo i classici, les incontournables che non possiamo non fare, per cui la partecipazione ai saloni, a tutte quelle che sono soprattutto in quelli di segmento come gli LTM, come diceva Maria Elena, il lusso, che per noi è un segmento a parte. Abbiamo mirato moltissimo a delle campagne di notorietà e influenza, in particolare televisive. Abbiamo avuto una grandissima campagna televisiva televisiva replay, quindi molto targetizzata. Noi quest'anno abbiamo mirato non delle campagne generaliste ma targetizzate. Abbiamo cercato giustamente di catturare questo target di giovani che era tradizionalmente non il target italiano, e abbiamo creato un video che ha svecchiato un po', diciamo, l'immagine dell'Italia e l'abbiamo proposta su tutti quelli che sono le canali replay, e abbiamo avuto dei risultati eccezionali, perché abbiamo avuto più di 6 milioni di impression di video viste, perché purtroppo, come sapete, questi tipi di campagne non puoi eludere la campagna pubblicitaria. Stessa cosa abbiamo fatto in termini radiofonici, per cui ci siamo concentrati su degli spot radiofonici pre-podcast, quindi lo stesso principio del roll televisivo: quando tu ascolti il tuo podcast, prima di ascoltarlo sei obbligato di sentirti lo spot, e questo abbiamo avuto in un mese, siamo arrivati a circa 4 milioni di ascolto, quindi abbiamo cercato di toccare un po' tutto il territorio nazionale e di come dire, di targetizzare e di mirare questo tipo di pubblico che è relativamente attirato dalle nuove tecnologie, che quindi è abbastanza autonomo poi in quello che è tutto prenotazione e viaggio. Abbiamo poi mirato moltissimo, abbiamo fatto diverse iniziative anche sulla Sardegna. Noi abbiamo lavorato molto su quello che è la parte influencer e anche social network. Ovviamente la nostra pagina Facebook conta più di 120.000 iscritti, il nostro conto Instagram siamo a circa 60.000, e quindi pubblichiamo regolarmente post su tutta la destinazione. Per darvi un'idea, sulla Sardegna solo nel mese di settembre ne abbiamo pubblicati 2 e hanno raggiunto
più di 90.000 visualizzazioni, che è enorme per un post. Abbiamo lavorato con alcuni influencer con i quali abbiamo stabilito una sorta di calendario ovviamente editoriale per cercare di fare una promozione abbastanza omogenea. La nostra prima campagna è stata dedicata alla Sardegna, caso vuole, e si chiamava Souvenir d'Italie, e la loro era una coppia di influencer che ha viaggiato in Sardegna, con la quale abbiamo ripubblicato e ridiffuso un paio di post e un paio di stories, e siamo arrivati a 85.000 visualizzazioni in un paio di settimane. Quindi significa che la destinazione comunque piace e toccare il pubblico può aiutare. Altro punto per noi fondamentale è, al di là di queste nuove tecnologie, è la stampa classica. Noi abbiamo un ufficio stampa molto attivo, organizziamo un buon centinaio di reportage per stampa, giornalisti, molta televisione anche, e da questo punto di vista ne abbiamo avuti parecchi anche sulla Sardegna. E le tendenze che noi analizziamo anche da quello che è stato il risultato del lavoro del nostro ufficio stampa è che la stampa ha sempre un attimo di anticipo sulle quelle che saranno le tendenze dei consumatori. Sono emersi la volontà, la voglia di comunicare su una Sardegna un po' diversa. Quello che diceva Maria Elena prima, come sempre lei ha centrato il bersaglio, le parole chiavi sono active, outdoor, en plein air. Il turista francese, che era un turismo prevalentemente culturale e molto meno active, quest'anno, anche e soprattutto per un prodotto come la Sardegna, che ha comunque un'offerta che può rispondere in questo senso, si interessa meno magari alla costa e più a esperienze un po' più autentiche, di ritorno alle origini, di ritorno al trekking, attività, oppure a un mix dei due, perché comunque c'è sempre un'attrattività di un certo far niente, ma accompagnato da una Sardegna un po' più sconosciuta, un po' più insolita, un po' più differente. È un po' la tendenza che noi vediamo ovunque, penso, ma che abbiamo visto particolarmente anche qui in Francia, dove c'è questa volontà di isolarsi un po' dalla resta, di isolarsi dal mondo e di ritrovare un certo contatto e comunione con la natura. Grazie. Quindi Francesca. diciamo che questi sono... No, ti avrei chiesto come ultima cosa come cogliere le opportunità, come capitalizzare il vantaggio rispetto a un mercato per noi così importante, ma tu in realtà hai già risposto. Mi pare che tu abbia lanciato anche un messaggio finale che sa un po' di claim, una Sardegna un po' diversa. Credo che ci debba fare riflettere sul tema di cui parlavamo all'inizio, cioè ragionare sul fatto che comunque il prodotto va cambiato in qualche modo, che deve in qualche forma adattarsi alle esigenze del mercato, e che forse lavorare sull'innovazione, che è anche probabilmente uno dei temi chiave di call to action che stiamo vivendo, è probabilmente la scelta strategica più significativa che possiamo fare. Grazie mille di cuore. Non so se c'è ancora Maria Elena. Io avrei bisogno di una domanda a Federica, sono Robert. Robert, hai la parola. Federica, ma perché non mi telefoni più? No. Ti telefono dopo, quando vuoi. Va bene, ok, ciao. Grazie Robert, è stato un contributo prezioso, perché i rapporti personali sono sempre fondamentali e il turismo si basa sulla persona, noi questo lo sappiamo. Grazie mille, grazie Federica, grazie davvero di cuore. Grazie Federica, grazie Francesco. Grazie Maria Elena, anche se non è più connessa con noi. Andiamo velocissimi da Federico Grom. Federico, buonasera. Siamo in leggerissimo ritardo, ma siamo più o meno sui tempi. Federico Grom, due parole di presentazione per chi non lo conoscesse. Noi italiani siamo famosi per i gelati nel mondo. Grom è riuscito a migliorare una cosa che era già ad un livello altissimo. Ha creato un marchio di grandissimo successo, lo ha fatto diventare il marchio di qualità assoluto a livello italiano. A un certo punto, in qualche modo, ha deciso di cambiare rotta, quindi ha ceduto la proprietà, la conduzione dell'azienda Grom a un grosso gruppo internazionale che poi è Algida Unilever, e si è messo a fare tutt'altro. Però è una bellissima storia di successo che con noi ha un altro aggancio importante, perché abbiamo sperimentato quest'anno all'aeroporto di Olbia il primo punto vendita Grom all'interno degli aeroporti, quindi è stato un esperimento, un progetto pilota molto interessante che abbiamo anche discusso con Federico.
e che avrà degli sviluppi futuri anche nei prossimi anni. Federico, il tuo intervento, perché abbiamo voluto parlare di un successo imprenditoriale? Perché all'interno dei nostri progetti di ragionamenti turistici abbiamo sempre voluto inserire degli elementi di management, quindi gli elementi di coaching, di management che aiutano a fare dei ragionamenti, aiutano ad allargare la visione di tutti i nostri imprenditori e di noi stessi. Devo dire che questi interventi arricchiscono sempre tutti noi. Contaminazione di stimolare i nostri ragazzi e i nostri ascoltatori per creare nuove opportunità di business, innovare quelle attuali e poi soprattutto cogliere le opportunità. E questo case history, un case history di successo, ci dimostra che le opportunità esistono, si possono cogliere e portarle verso il successo. Certo. La cosa poi ancora più interessante è che Federico, dopo questa grandissima esperienza, ha creato un qualcosa di veramente importante, di unico, e poi adesso si è messo a fare un'altra cosa, quindi lo spirito imprenditoriale non si ferma mai. Federico, possiamo iniziare così e ti diamo la parola. Beh, grazie innanzitutto per la presentazione fin troppo generosa, vi ringrazio anche per essere qua. La domanda che mi sono fatto e che faccio a tutti quelli che ci ascoltano è: siamo troppo fortunati? Siamo troppo fortunati a vivere nel paese, non è piaggeria, è una cosa in cui credo sinceramente molto più bello al mondo. Siamo troppo fortunati ad avere la Sardegna, che come destinazione balneare, io non li ho visti tutte le spiagge del mondo non le ho viste, però diciamo dal Brasile alle Hawaii, dall'Indonesia alle Maldive, a tanti altri paesi belli, il mio cuore, se volete, legato a un posto specifico che è Santo Stefano, che è un'isola di fianco a Caprera, dove tanti anni fa passai 4 mesi. Quindi la domanda è: siamo troppo fortunati? E questa stessa domanda io me la sono fatta molti anni fa, nel 2002, quando insieme a Guido Martinetti, mio carissimo amico fraterno e compagno di avventure imprenditoriali, ci siamo chiesti se aveva senso in Italia innovare in un mondo che sembrava maturo, sembrava esausto quasi, un mondo riconosciuto in tutto il mondo, mi scuso per il gioco di parole, come il migliore possibile, quello del gelato. Gelato è una parola italiana riconosciuta nel mondo e che ci rende celebri insieme a tante altre cose. Nel 2002 appunto ci è venuta questa idea, che era un'idea molto semplice, di 2 ragazzi che non sapevano fare gelato, non avevano mai aperto un negozio e in qualche modo provavano ad innovare proponendo un prodotto di alta qualità, partendo dalle materie prime, in location prestigiose e con un prezzo un pochino più alto rispetto agli altri. Beh, allora la domanda era: siamo troppo fortunati in Italia ad essere già riconosciuti come migliori produttori di gelato al mondo? Tutti in Italia, quando vengono a visitarci, quando fanno un viaggio, ricordano i posti belli che visitano, l'arte, la bellezza, le spiagge, le città, ma il gelato e la pizza e il cibo. Beh, ci abbiamo creduto. Io devo raccontarvi che la prima reazione dei cosiddetti esperti di mercato, gli esperti di marketing, quelli che studiano i numeri, quelli che fanno le analisi, è stata univoca: fallirete, non ce la potrete fare, perché questo mondo è arrivato, perché non c'è nessuna innovazione da fare, perché non è possibile proporre un prodotto più caro rispetto agli altri e con materie prime che nessuno capirà. Tra le varie innovazioni che abbiamo immaginato all'inizio erano quelle legate alla singola materia prima, il pistacchio, che non è un prodotto sardo, è un prodotto siciliano tra le altre origini, e abbiamo immaginato di togliere un colorante. Era una domanda semplice, ma davamo risposta a una nostra esigenza personale. Il gelato lo vogliamo colorato, verde brillante, o lo vogliamo buono? E anche in quel caso le prime reazioni furono disastrose. Questo è pistacchio, questo è nocciola, non è pistacchio. Questo per raccontarvi cosa? Che l'innovazione, per quella che è la mia esperienza più remota, quella del 2003 e più recente, deriva non tanto dalle analisi di mercato, ma da rispondere a un'esigenza personale e immaginare le esigenze dei clienti.
Noi in quel momento abbiamo immaginato che i clienti volessero un prodotto eccellente da un punto di vista organolettico, non visibile, non dentro un mancone con grandi montagne, non economico, ma semplicemente buono. Beh, quelle prime persone che ci hanno detto voi fallirete hanno infranto la prima regola dell'innovazione, andare contro le regole. Se c'è una regola, se c'è uno status quo, se tutti dicono dovete fare in un certo modo, sicuramente facendolo bene uno può creare una realtà che diventa follower anche d'eccellenza, ma certamente non si innova. Ci sono dei casi macroscopici, tipo Steve Jobs che si inventa il telefono senza pulsanti o con un pulsante solo. All'inizio anche a lui hanno detto fallirà, non può essere. E ce ne sono anche di meno recenti e di meno celebri. Beh, noi all'inizio abbiamo aperto un primo negozietto con pochi soldi, non ne avevamo, abbiamo investito 32.500 euro, quindi anche qui sfattiamo il mito che è necessario sempre avere dei capitali enormi. Sono importanti, ma sono importanti soprattutto le idee e come si eseguono le idee, soprattutto come si eseguono. Execution nella Silicon Valley dicono vale il 99% del successo di un'idea, l'1% è l'idea stessa. Ora noi abbiamo aperto questo primo negozio su queste regole molto semplici, la selezione della materia prima e cercare di fare il miglior gelato del mondo. Quindi fin dal principio per noi era fondamentale la promessa. Vogliamo offrirvi il miglior gelato del mondo. Non sapevamo se ce l'avremmo mai fatta. Forse non ce l'abbiamo mai fatta, ma nei successivi 12 anni ci siamo alzati ogni mattina con in testa questo obiettivo, non con obiettivi finanziari, non con obiettivi di conto economico, non con obiettivi di cash flow, ma semplicemente dare il miglior prodotto possibile a tutte le persone che entravano dentro il negozio. Poi abbiamo iniziato a gestire il primo negozio. E da subito, fin dal primo momento, ci siamo resi conto che il prodotto era importante, ma ancor più lo erano le persone. People, 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 dicono i paesi anglosassoni, sono fondamentali. E insieme alle persone, ovviamente, la formazione delle persone stesse. Quindi il nostro focus è passato dal prodotto al servizio. L'obiettivo qual è diventato? Ogni persona che esce da un nostro negozio, nostro, mio e di Guido e di tutte le persone che lavoravano con noi, deve avere un bel sorriso stampato sulla faccia. Ed è facile in realtà, o abbastanza facile, quando si ospitano delle persone e gli si regala delle esperienze, che sia un gelato per pochi minuti, che sia una vacanza, che sia una cena. Però bisogna farlo con attenzione. E noi abbiamo fatto una riunione annuale con tutti i dipendenti e i collaboratori di Grom, che in quel momento erano 300 circa, che abbiamo intitolato Smile. Il nostro strumento più potente per far uscire i clienti sorridenti dai nostri negozi è stato il sorriso delle persone stesse. Questo talvolta è complesso da ottenere perché stare in un negozio, stare in un ristorante, stare in un albergo, stare in un aeroporto tante ore in piedi a servire dei clienti che hanno delle necessità, che talvolta si lamentano, dopo 8 ore avere ancora un sorriso è complicatissimo, ma quel sorriso può compensare mancanza di training, inefficienze, piuttosto che anche imprecisioni all'interno della location, quale che essa sia. Il sorriso è fondamentale. Quando io ho passato quei 4 mesi in un villaggio a fare l'istruttore di vela a Santo Stefano, ed era il 1994, il capovillaggio geniale, Valturi in quel momento, continuava a ripeterci: fate felici i vostri clienti non con le abilità velistiche, non con le abilità tennistiche, ma col vostro sorriso e col vostro servizio. Questo è stato fondamentale nella mia esperienza da imprenditore all'interno delle gelaterie Grom. La storia è stata abbastanza fortunata e rapida. Da quel primo negozio di Torino
con un business plan che prevedeva un sogno enorme, irraggiungibile, incredibile, di 6 punti vendita da aprire in 5 anni. In realtà quei 6 punti vendita li abbiamo aperti in 2 anni. Abbiamo realizzato un laboratorio centralizzato che ci ha permesso di avere capacità produttiva per circa 100 punti vendita, e da lì devo dire ogni singola boutique Grom ha avuto successo laddove la location era adatta, ma soprattutto il personale all'interno del punto vendita era all'altezza. Io vi do un elemento numerico, ne ho sentiti tanti di numeri, io non ho slide, ma vi do un elemento numerico importante all'interno dei punti vendita Grom. Fatto 100, la media di un incasso di un negozio normale, un eccellente direttore di negozio portava quell'incasso a 130 e un direttore di negozio insufficiente lo portava a 70. C'è una differenza di circa il 60% di valore di incasso che si ripercuote ovviamente sull'utile finale nella qualità delle persone, che è stato un focus pazzesco dal primo negozio e quindi dai primi 4 collaboratori di Torino ai circa 1000 a cui siamo arrivati, 1000 collaboratori, 1000 dipendenti a cui siamo arrivati nel 2015, quando appunto Grom è stata ceduta a Unilever, che è venuta in quel 2015 a bussare alla nostra porta perché cercava un gelato di eccellenza da inserire all'interno di un portafoglio che è il più grande al mondo. Unilever fattura circa 6 miliardi e mezzo nell'ice cream con tutte le marche più famose, e cercava un marchio di nicchia alta da inserire nel suo portafoglio. Dopo una negoziazione che non è durata neanche molto, abbiamo intravisto in questo partner industriale la possibilità di dare eternità al nostro sogno, alla nostra idea di prodotto e anche alle vite delle persone che avevano creduto in noi fino a quel momento. Quelle 1000 persone e le famiglie legate a queste persone che insieme a noi ci hanno permesso questo piccolo successo, e certamente un cambiamento di vita fondamentale. La prima apertura all'estero, mi piace anche citare la Francia, visto che è l'argomento di questo seminario. La prima apertura all'estero in realtà non è stata in Francia, è stata negli Stati Uniti, a New York. Era il 2007, noi non avevamo soldi da investire in comunicazione, erano meno necessari di oggi, era sufficiente un budget di marketing molto più basso, allora non ce l'avevamo. Si è stati molto fortunati a aprire quel 5 di maggio del 2007 un punto vendita a New York sulla Broadway and 76, quindi nell'Upper West Side, e grazie a una semplice campagna di comunicazione basata sulla semplicità, sul collegamento diretto con i giornalisti, e grazie a un gusto che in quell'occasione creammo da offrire ai giornalisti con un vino francese. Per quanti vini italiani ci sono, ancora il vino francese è il più famoso al mondo. Creammo uno Zabaione allo Château d'Yquem, il vino dolce più famoso al mondo, e sostanzialmente in quella settimana finimmo in una grande intervista nel New York Times con una pagina intera, la prima pagina del New York Sun e altri in realtà testate molto importanti, e ci siamo ritrovati con 100 metri di coda di clienti americani che ringraziavano, dopo aver atteso 2 ore e mezza per comprare una coppetta e un cono, e cosa ci dicevano? Grazie per aver portato, ancora i brividi, lo dico e sento i brividi perché sento ancora l'emozione, grazie per aver portato in questo angolo di New York un pezzo d'Italia. Noi amiamo l'Italia, e io vi posso dire che ovunque io sia andato ad aprire negozi, da Giacarta a Tokyo, da Los Angeles a Parigi, da Doha in Qatar a Dubai, l'Italia è amata molto di più di quanto la amiamo noi. Non è comunicata a sufficienza. C'è una comunicazione delle nostre bellezze, delle nostre capacità di accogliere le persone, a mio parere insufficiente rispetto alle capacità. Parlo in primis di Torino, che è la mia città natale, che amo enormemente, la reputo una città bellissima,
ma che solo recentemente ha avuto un pizzico di luce a livello internazionale. Prima nel 2006 con i Giochi Olimpici e adesso fra poco con le ATP Finals. Quindi sì, sono gli eventi, ma sono le persone che fanno la differenza. New York, grande successo. L'anno successivo abbiamo aperto a Parigi. Il primo punto vendita a Parigi è stato un insuccesso, è stato molto difficile, complicato. I parigini sono complessi come tipologia di clientela, molto più attenti ai prodotti locali che ai prodotti importati. Ci abbiamo messo 3 anni a convincerli. Oggi i nostri negozi a Parigi sono, ritengo, i negozi di più grande successo di gelato nella metropoli francese. E da lì poi abbiamo aperto a Nizza e in altri posti. Non è stato semplice, l'investimento è stato significativo. Ovviamente la popolazione francese tende a preferire la Francia e i prodotti francesi, e se volete anche le persone francesi all'interno delle destinazioni sulle città francesi, in primis per un problema di lingua, per cui l'inglese è tanto parlato quanto in Italia, quindi poco e male, purtroppo. Peggio direi che nella maggior parte dei paesi europei. E poi perché sono patriottici, quindi tendono a preferire il prodotto locale. Ma anche qui, alla fine, ha avuto successo l'idea non di esportare un prodotto, ma di esportare un'esperienza italiana. E quindi all'interno dei punti vendita abbiamo sempre avuto ragazzi e ragazze, nella maggior parte dei casi ragazze, le persone che lavoravano in Grom sono ancora oggi al 70% donne, con una media di età di 28 anni e mezzo. Quindi direi un pubblico femminile per la maggior parte e un pubblico giovane. C'erano scambi costanti tra i negozi italiani e i negozi esteri per avere italianità anche dietro il banco. Magari parlare un inglese o un francese maccheronico all'inizio, ma con quel sorriso che vi dicevo avere successo, ovviamente mantenendo la promessa iniziale, promessa di un prodotto d'eccellenza e di qualità. Le aperture all'estero poi si sono susseguite e sono state accompagnate da una crescita in agricoltura, perché abbiamo capito a un certo momento che per fare i migliori sorbetti possibili dovevamo coltivarci la frutta da soli. Abbiamo comprato dei vigneti nelle Langhe in Piemonte, una terra nobile per la coltivazione della frutta e in particolare dell'uva. Abbiamo piantato cultivar di frutta per fare frutta di qualità e non estetica, e abbiamo creato i sorbetti che oggi sono in realtà conosciuti in gran parte del mondo, oggi nelle mani della grande multinazionale Unilever. E abbiamo capito sempre più che il lusso andava verso una direzione diversa rispetto a quella vecchia. Cioè il lusso non è più quello cercato nei grandi hotel pentastellati internazionali, ma in realtà la vicinanza con la natura, il prodotto di qualità raccolto sull'albero, piuttosto che la possibilità di allevare carne da macello di grande qualità è visibile. Quindi ci siamo avvicinati sempre di più a quest'idea di lusso naturale, di contatto con la natura e di comunione con la natura per creare un'economia circolare. L'azienda agricola, dicevo, cresceva negli ettari insieme ai punti vendita che erano sempre di più sia in Italia che all'estero. Sono arrivati dei tempi molto pesanti e negativi. La crisi del 2011 ha colpito pesantemente e gli incassi, la crisi del 2011 che aveva un'onda lunga dal 2008, ha colpito gli incassi dei punti vendita e anche le nostre capacità finanziarie. Abbiamo avuto 2 o 3 anni di difficoltà e in quel momento ho introdotto in azienda il premio annuale più importante, perché era fondamentale sbagliare. Abbiamo introdotto il premio per il miglior errore dell'anno
e nel 2011, forse prima rispetto ai tempi attuali dove va tanto di moda il trial and error, io ho spinto tutti i collaboratori di Grom, dalla prima linea fino all'ultima, a fare dei test, a provare delle nuove soluzioni, anche a sbagliare. L'importante era che l'errore fosse fatto bene, con uno studio profondo, con un'analisi precisa e con tanta passione. Quindi trial and error, che oggi va tanto di moda sull'online, sui siti, perché è più facile da fare, anche nel negozio fisico, sia nelle procedure che dovevano essere replicate molto simili in tutto il mondo, ma poi in realtà ogni nazione ha una sua specifica esigenza, e anche nel prodotto, per innovare, creare soluzioni diverse, migliorarsi ed essere sempre avanti agli altri. Quindi l'errore più grande che io ho fatto e che mi piace raccontare è che a un certo momento io ho avuto paura del successo. Grom in quel momento era by large l'esempio di catena di gelateria al mondo di più grande successo, e io ho avuto paura di non cambiare. E nel momento in cui uno ha successo, che deve cambiare, innovare e creare delle strade nuove anche sbagliando. Sono arrivato in ritardo, ho pagato alcuni anni di difficoltà da cui poi stavamo uscendo nel 2015, quando poi è arrivato Unilever, e con un piano industriale che prevedeva lo sviluppo del nostro prodotto, del nostro brand in altri canali, e in qualche modo questa era una scelta necessaria e indispensabile. Parlo dei canali dei supermercati e altre nazioni estere. Dopo pochi mesi in realtà di negoziazione, io e Guido siamo rimasti come amministratori delegati, mantenendo la totale italianità dell'azienda a Torino, poco distante dal centro, e cedendo le azioni al gruppo Unilever. In quel momento io ho incominciato a pensare, come dicono gli americani, al mio second half time, al secondo tempo della mia vita, e mi sono visto sempre più vicino alla natura, all'agricoltura e alla ricezione di clienti italiani e stranieri. Questo ha portato l'azienda agricola Muramura, che produceva frutta, a diventare un'azienda vitivinicola. Devo essere sincero, ovviamente l'exit di Grom con Unilever ci ha permesso di fare degli investimenti che diversamente non avremmo potuto fare. Vi ricordo sempre che il totale investimento in Grom è stato di 32.500 euro a testa. Questo è stato il totale capitale che abbiamo messo nel 2003. E dopo 12 anni abbiamo venduto le nostre azioni a Unilever. Con quella vendita abbiamo investito in Piemonte, nelle Langhe, un altro luogo d'eccellenza come tanti in Italia, come la Sardegna, come la Sicilia, come la Toscana. Direi quasi praticamente tutte le regioni sono eccellenti a loro modo, creando un'azienda vitivinicola che vuole ripetere in qualche modo le orme di Grom nell'eccellenza del prodotto. E a breve verrà inaugurato anche un relais per creare questo ecosistema, per ricevere delle persone, e un ristorante. Questo in qualche modo è il cambiamento che ho affrontato più di recente, e insieme a questo, e poi chiudo perché so che i tempi sono stretti e magari ci sarà qualche domanda, mi sono voluto dedicare all'altra mia passione, che è la formazione, che è il training. Lo dicevo prima, per noi è stato fondamentale avere all'interno dei negozi delle persone preparate, formate e sorridenti, e in qualche modo io ero ossessionato, avendo 1000 persone in tantissime location del mondo, che queste persone avessero una mentalità imprenditoriale, che pensassero come se il negozio fosse di loro proprietà e quindi attuassero tutte quelle decisioni da imprenditore, prendendosi dei rischi, non facendo i manager puri, ma prendendosi dei rischi, andando incontro a degli errori, ma gestendo l'attività come se fosse la loro. Questo vuol dire avere soft skills che non sono disponibili a tutti, questo vuol dire dedicare tempo alla formazione. Io dal 2020 ho investito in una società che fa formazione online, dove sono socio attivo, è la seconda società in Italia che fa online education, e abbiamo, insieme al fondatore di questa società, la società si chiama corsi.it, creato un modulo che si chiama mentalità imprenditoriale, proprio per insegnare a tutti, ma soprattutto alle persone di
medio e basso livello, perché da lì deve partire l'innovazione, tutte quelle capacità, tutti quegli skills che sono necessari per entrare dentro un albergo, entrare dentro un aeroporto, entrare in qualunque attività commerciale, imprenditoriale, meccanica, di qualunque tipo, e portare il cambiamento e l'eccellenza. L'eccellenza parte dal basso, parte da quello che quelli che gli americani chiamano il blue collar. L'imprenditore deve cercare di gestire tutta questa innovazione e portarla avanti con delle persone che poi facciano execution. E questa è la mia altra grande passione oggi, insieme a Muramura, Corsi.it, che è un po' un'attività di give back. Io spero di poter avere un impatto nel mondo, forse un piccolo impatto l'ho avuto regalando dei sorrisi alle persone che mangiano il gelato. Spero di poter avere un impatto su delle persone che faranno questi corsi dove io partecipo gratuitamente. Spero che la mia attività quotidiana possa far sorridere sempre più delle persone. Chiudo regalandovi un piccolo aneddoto. Nel 2011, ve l'ho già raccontato, è stato un anno terribile per noi. L'11 di marzo del 2011 c'è stato lo tsunami in Giappone. Questo tsunami è partito, è arrivato fino sulle coste della California. Quella mattina noi stavamo aprendo altri 3 punti vendita in Giappone. Insomma, io ho visto il crollo finanziario della società per un investimento rilevante che avevamo fatto in Giappone. Dopo pochi mesi ho pensato che cosa fare per ringraziare il nostro partner in Giappone, che mai aveva smesso di lavorare sui punti vendita insieme a tutti i ragazzi. Io e Guido siamo partiti, siamo andati vicino a Fukushima, abbiamo guidato 8 ore da Tokyo mettendo un bancone con del gelato dentro questo furgone, e siamo arrivati in questa pianura di fronte al mare, dove c'era una città, era stata completamente distrutta, era una scena devastante, e c'era una collina, e in cima alla collina c'era una scuola dove si erano riparati i sopravvissuti, pochi, che vivevano dentro a dei cartoni in una palestra. Ci siamo messi a servire il gelato e c'era un bambino in un angolo che piangeva, un bambino piccolo, piangeva disperatamente. Era un bambino coi capelli neri a spazzola, avrà avuto 5-6 anni, che è l'età di mio figlio, e se ci ripenso oggi mi viene ancora più il magone. E non veniva a mangiare il gelato, forse non aveva mai visto un gelato nella sua cittadina. Alla fine, quando abbiamo servito tutta la coda, anche lì c'è stata la coda, siamo andati vicino a questo bambino e abbiamo provato a fargli assaggiare del gelato. Al primo cucchiaino ha fatto una faccia schifata, non è stata una bella reazione, e al secondo cucchiaino ci ha regalato il sorriso più bello della mia vita. E in quel momento lì ho capito che la felicità sta nelle piccole cose. E quel bambino mi ha fatto capire che è nei dettagli e nel sorriso delle persone che sta il successo di tutte le attività imprenditoriali e non. Grazie. Grazie Federico, una testimonianza credo di grandissimo impatto. Ti ringraziamo perché insomma ci hai dato tanti spunti. Adesso questa chiusura emozionale, diciamo, completa l'importanza del tuo intervento, ma io ho preso diversi appunti, insomma ci sono tante cose che ci hai lasciato, quindi grazie per la tua testimonianza. So che dal collegamento radio c'è una domanda per te. Sì, noi ci siamo, non so se Maria Assunta era pronta, era sul gelato, sul tuo gusto di gelato o che no? Sto scherzando. Sappiamo che insomma, Federico Grom ha lavorato anche sul territorio creando una piccola rete. Sappiamo che lo spazio dove lui lavora è molto simile alla Sardegna quando si tratta di fare il sistema. Come è riuscito a creare, se c'è stata un'occasione, una rete tra imprenditori? Allora, è una mia ossessione lavorare insieme e creare rete. Purtroppo non è un'ossessione italiana, cioè noi siamo esattamente all'opposto degli americani, che creano sistema, creano rete e lavorano insieme. Noi siamo dei one band show, e questo ci penalizza molto.
La volta in cui ho creduto di più in questo progetto è stato in Grom, dove in realtà a un certo momento eravamo una delle attività retail, food retail più grandi d'Italia, più strutturate, con più collaboratori, e ho proposto a degli amici che facevano un mestiere simile al mio, magari con una catena di ristoranti, di paninoteche, di bar e quant'altro, di incontrarci una volta ogni 3 mesi e senza nessuna gelosia condividere le esperienze e le competenze. Questo ha portato in primis il sottoscritto a mettere sul tavolo investimenti fatti che fossero legali piuttosto che di conoscenze di mercati, partner locali, a imprese più piccole o molto più piccole, e a creare una sinergia, una amicizia, una fiducia incredibile per poter lavorare insieme, risparmiare e andare insieme verso certi obiettivi. Oggi sto cercando di fare la stessa cosa, non so se sarà possibile, è molto più complicato nel mondo del vino, ma mi piacerebbe creare sinergie tra i produttori. Partiamo dal Piemonte, delle Langhe, quindi grandi produttori che fanno Barolo, Barbaresco in primis e poi Barbera, e creare simili sinergie. Sono da poco nel mondo del vino, è un mondo molto chiuso, dove ognuno pensa di avere il proprio segreto. Io vi posso dire che in Grom le ricette non erano un segreto, le location non erano un segreto, la qualità delle persone è stato un segreto. Tutto il resto si può condividere, e con la condivisione si lavora meglio e con obiettivi più elevati. Cioè bisogna spingere in alto gli obiettivi, ma per renderli raggiungibili bisogna lavorare insieme. Spesso mi accorgo, perlomeno dal territorio in cui vivo, anche da un punto di vista turistico, che i budget di comunicazione sono ridicoli perché sono troppo frastagliati. Non ha nessun senso che il Piemonte non lavori insieme alla Lombardia, piuttosto che Torino sia sola e Asti abbia un altro budget. Immagino e temo che sia così anche nel resto d'Italia, e questo porta a parcellizzare i budget e a raggiungere obiettivi risibili in termini di comunicazione. Molto, molto bene Federico, grazie a Federico Grom, testimonianza credo di grande rilievo, quindi è un ringraziamento molto, molto, molto sentito quello che ti faccio, hai dato veramente un contributo di rilievo, quindi grazie. Speriamo di poter avere ancora occasione di averti con noi, magari in presenza in una delle prossime occasioni del prossimo biennio. Avrei una buona scusa per tornare a Punta Aldia, che oggi è il mio luogo di vacanza. Benissimo, allora molto volentieri ti vediamo qui ad Olbia, dai, a presto. Ciao a tutti, buona serata. Buona serata. Dobbiamo andare velocissimi da Robert Piattelli e Gianluigi Tiddia, che hanno un ospite d'eccezione, un manager che ha scoperto la Sardegna recentemente, ha scoperto un pezzo bellissimo di Sardegna che è Stintino. Insieme a lui avremmo dovuto avere Agostino Cicalò, ma c'è stato un piccolo contrattempo per cui Agostino si scusa, è dovuto scappare, quindi utilizzate se volete Francesco Morandi e Gian Simone Masia nella vostra chiacchierata. A voi. Devo dirvi solo che ai 55 vi dovrò togliere la linea perché dobbiamo fare le conclusioni. Ma saremo veloci. Benissimo, Mattia, bravi. Noi ci siamo sentiti lunedì. Ti presento il mio amico del cuore, insopportabile. Non so se lo conosci, Gianluigi. Come no? Chi non lo conosce, chi ha Twitter non può non conoscerlo. Non può non conoscerlo, perfetto. Allora Mattia, grazie infinite. Matteo, scusami, grazie infinite. Siamo tutti molto curiosi. Quindi vogliamo sapere da dove cominciamo? Parlaci un po' del tuo gruppo. Allora, guarda, io mi occupo di marketing, adesso mi ha presentato come manager, sono responsabile marketing. Il nostro è un gruppo che usare il termine gruppo è anche forse un po' troppo ambizioso, però facciamo le cose molto bene e veniamo da una lunga storia, adesso la faccio abbastanza breve per non annoiare troppo. Noi veniamo da una realtà nelle Marche,
una grossissima struttura nelle Marche, a Nuana precisamente, dopodiché, parentesi chiusa nel 2009, dopo più di 30 anni, si chiude una porta, si spalanca un portone, ci ritroviamo a gestire strutture al di fuori della nostra regione di provenienza. Quindi attualmente abbiamo 2 strutture che gestiamo in Puglia, questo nuovo gioiellino appunto in Sardegna a Stintino, e abbiamo anche esperienza di gestione in Messico sulla Riviera Maya, a Tulum e a Playa del Carmen nello specifico. Ma parlando appunto dell'argomento di oggi e della vostra fantastica regione, intanto saluto tutti, ovviamente ringrazio Lucio, Maria Assunta, che sono stati i primi 2 contatti che ho avuto nella vostra meravigliosa regione, mi hanno dato una grandissima mano a tutti noi, insomma, per partire. E diciamo, io focalizzerei l'attenzione su un paio di punti secondo noi importanti che sono stati toccati oggi, ma anche nello scorso webinar sulla Germania, quello di insomma trovare nuovi modelli turistici per appunto la competizione che soprattutto la Sardegna ha con tutta l'area del Mediterraneo. E noi ne abbiamo identificato uno ormai da un decennio con le Cale d'Otranto, e abbiamo una struttura, questa Le Tonnare di Stintino, che è un over 12. Qualcuno potrà storcere il naso, abbiamo avuto anche qualche attrito con Otranto, soprattutto Gianluigi ne sa più di me, gli haters sui social, ma come accettate i cani e non accettate i bambini? Su Otranto è stata una scelta forzata perché la struttura era un ex Club Med, e anche qui torna in gioco la Francia, per cui prodotto che sappiamo piace molto al pubblico francese. Loro addirittura erano over 18, noi l'abbiamo fatto over 12, quindi aperto più sia ai senior, come diceva Maria, mi sono appuntato il nome, Maria Elena Rossi, scusate, dell'Enit, sia ai senior che alle famiglie, però famiglie senza bambini piccoli. Quella di Stintino invece, Le Tonnare di Stintino, la scelta dell'over 12 è una scelta prettamente commerciale, perché comunque abbiamo visto che è un prodotto di nicchia, ci rivolgiamo ovviamente ad una nicchia, è un prodotto che piace e soprattutto è un prodotto, a detta di molti, ci hanno detto, molto molto nuovo per la Sardegna. Quindi noi portiamo un po' questa nostra esperienza che abbiamo abbiamo maturato su Otranto, la portiamo anche a Stintino. L'altra peculiarità nostra, della nostra struttura di Stintino, è anche quella e sono felice che oggi ne abbia parlato sempre Maria Elena Rossi, della ripartenza del mais, perché comunque dall'estate 2022 saremo una delle pochissime, forse l'unica struttura business e leisure nel nord-ovest Sardegna, con una sala congressi da circa 400 posti, quindi saremo proprio anche un prodotto molto aperto a società che fanno incentive, che fanno meeting, che fanno congressi, e siamo sul mare, quindi diciamo sono 2 bei punti di forza che ci rendono fiduciosi per questa nostra nuova avventura comunque in Sardegna. Quando avete aperto, Matteo? Allora, noi quest'anno abbiamo preso la gestione a giugno per aprire a luglio, quindi diciamo abbiamo aperto proprio quest'anno, e quindi l'obiettivo nostro è proprio quello di partire coi fuochi d'artificio. Abbiamo fatto una stagione di rodaggio, diciamo così. Abbiamo trovato un prodotto che ci piace molto, è piaciuto molto, e anche al nostro presidente, il dottor Botticelli, che è molto molto esperto nell'ambito turistico. Diciamo, come diceva prima Federico, quando ti vengono i brividi, Federico Grom, quando ti vengono i brividi capisci subito che c'è qualcosa che può attecchire, che può piacere anche ai tuoi ospiti, quindi siamo Senti, nuovi. Matteo, come lo distribuite il prodotto? Avete Allora, una politica di gruppo? adesso ovviamente abbiamo poca storicità, perché ripeto, abbiamo aperto a luglio. Comunque noi vendiamo, ti parlo come gruppo Bestar, Esatto. vendiamo tradizionalmente facciamo tantissima vendita diretta,
quindi anche tutta la parte del digitale siamo super pronti, super efficienti, quindi booking engine, moltissima promozione online dai vari canali Facebook Manager, Google Ads, quindi rivolti prettamente al consumatore finale. Per l'estero, perché la Sardegna ovviamente puntiamo molto anche alla parte estero, chiaramente ci appoggeremo, perché anche il TTG ci ha dato molti spunti, molti punti di incontro con operatori anche stranieri, ci appoggeremo anche a dei tour operator. Però tendenzialmente noi, il gruppo Bestar, la nostra famiglia viene da una lunga storia di vendita diretta, tantissima vendita diretta. Prima di passare la parola al mio amico di Scorribande, noi ci vediamo sempre verso le 6:30, una volta al mese, e abbiamo un ospite che dobbiamo cercare di fargli uscire qualche cosa di interessante per le 6:30, ovvero dopo 2 ore e mezzo di un qualche cosa che si è tirato fuori tutti quanti i numeri. Per cui Gianluigi, posso dire Gianluigi che tu c'hai una moglie che è la migliore cuoca della Sardegna? No, lo sa tutta Italia, tutta Italia. Che è santa moglie. Tra l'altro non è manco una cuoca, è un ingegnere ed è offesissima, perché io la faccio passare come cuoca, infatti. No, vabbè. Mi piace molto questo esperimento, vi seguo, sai Matteo, con un occhio proprio da lontano. Mi chiedo quanto hai parlato, insomma, dei problemi anche legati alla scelta di fare un over 12, quanto ricercare una nicchia, estendendo un po' il discorso anche in generale, può essere interessante. Yarak ha parlato di sicurezza, cultura, enogastronomia oggi come asse da seguire, turismo attivo Maria Elena, e Joseph ha focalizzato sul turismo itinerante, Federico ha detto il sorriso come elemento, diciamo, che aiuta. Quanto ricercare appunto le nicchie può essere un modo per riuscire a inseguire quella famosa destagionalizzazione, al di là della questione dei trasporti. A noi ha portato tanto, l'esempio chiaramente pratico ce l'abbiamo su Otranto, e a proposito di quello che è uscito oggi mi sono segnato un appunto interessantissimo legato a questa domanda che mi fai tu, da David Yarak, quando lui ha detto la fidelizzazione, quanto è importante avere fidelizzazione, perché si riflette anche molto negli investimenti, perché tu hai un passaparola. Lui ha portato l'esempio, credo proprio fosse la Spagna, la prima in classifica, aveva un 85% di diciamo repeaters, chiamiamoli così, quindi persone col passaparola che ti portano anche a dover investire molto meno nella pubblicità. L'Italia lì nella sua slide parlava solo di un 36%, e l'over 12 abbiamo notato conta tantissimo per questo, per quanto riguarda la fidelizzazione. Noi abbiamo tantissimi, vuoi anche perché, facendo una battuta, siamo talmente pochi che uno dice vabbè, se uno vuole un villaggio over 12 ritorna da te, ma conta tantissimo anche perché abbiamo tante coppie con figli grandi che riescono a portare con sé i figli, ma anche 20enni, 25enni, quando già ormai si sa che a 14-15 anni il ragazzo già inizia a chiederti posso andare in vacanza con gli amici. Da noi riusciamo a far tornare negli anni famiglie anche con ragazzi molto grandi, quindi questo tasso... Matteo, sono i figli che portano i genitori. Bravissimo, esattamente. Tu dal lupo navigato, da squalo navigato del marketing turistico, sai bene che se tu prendi il decision maker della famiglia, è quello che poi ti porta a completare la conversione della prenotazione. Proprio perfettamente. In 1 minuto e mezzo ci devi descrivere, al di là di questi fattori che sono imprenditoriali, di aspettative, un po' le caratteristiche della struttura. Allora, guarda, Le Tonnare che sta a Stintino. Le Tonnare di Stintino. Intanto una scelta che abbiamo fatto, e anche perché siamo convinti che il prodotto, il brand Sardegna e Stintino nel suo sia molto importante, abbiamo voluto riportare il nome della località nel nostro logo, quindi Le Tonnare di Stintino.
per identificarlo, assolutamente, anche con la località. Stintino è famosissima. E Le Tonnare è un esempio di architettura industriale fantastico. Ci sono proprio due fornaci sul mare, queste torri proprio sulla spiaggia, dove noi abbiamo il bar, la spiaggia, ed è proprio un esempio fantastico di adattamento, diciamo così, di ristrutturazione di una vecchia tonnara, proprio una vera e propria tonnara. C'è anche un importante museo della tonnara proprio a Stintino, e sono state ricavate 170 camere circa. Quindi siamo proprio sul mare, il posto è già nel logo, noi l'abbiamo riportato, solo il fronte mare del villaggio ha il suo perché, ha il suo fascino. Quindi Gianluigi, a te per la chiusura, l'ultimo punto per Matteo. È un'attività che comunque non è stata così tanto collaterale, ho visto che avete avuto un bel riscontro anche in termini di visite, anche di comunicazione, avete fatto un bel... Quanto è stato diciamo attrattivo rispetto alla vacanza, alla fruizione dei turisti lì, insomma, del vostro villaggio? Non so se interpreto bene la domanda, Gianluigi, ti dico sinceramente. Sono stato un po' contorto. In un minuto l'ansia, la prestazione. Cioè intendo, se è stata determinante e aiutato come prodotto il vostro prodotto principale, oppure invece è semplicemente un modo per dare valore a quella che è la storia del luogo in cui siete. Ecco. No, tu ti riferisci proprio al discorso della tonnara in sé? Sì. No, quello è un'icona, cioè quella struttura, già anche l'immagine di queste due fornaci sul mare sono proprio un'icona. Noi, è ovvio, tu forse nella tua domanda c'era anche come dire, vi ho visto talmente tanto con la pubblicità in giro, perché in effetti è così, perché è ovvio, come prima stagione abbiamo davvero investito anche tanto. Però guarda, è un prodotto, io invito chi potrà, anche degli interlocutori, visto che siamo nuovi, se verrete a trovarci, gli interlocutori, gli speaker di oggi, sarà un piacere farvi vedere anche questo nostro prodotto. No, lo faremo Matteo. Dobbiamo interrompervi ragazzi perché siamo in chiusura. Devo salutare Max e chiedere ai miei interlocutori qui che cosa gli è rimasto di questa giornata, di questa bella giornata sulla Francia. Iniziamo da Francesco. Ma se posso dire che cosa mi ha colpito di più è che abbiamo avuto molti dati, molte informazioni, molte analisi strutturate. Quello che mi è sembrato di capire è che dobbiamo un po' adattarci al cambiamento generale e provare a cambiare un po'. Vi volevo leggere in un nanosecondo quello che ha detto Mario Draghi, ha detto lui, quindi va bene per tutti, il giorno in cui ha presentato il nuovo Ministero del Turismo in Senato, e dice: anche nel nostro paese alcuni modelli di crescita dovranno cambiare, ad esempio il modello di turismo. Quello che ho capito oggi è che insomma, c'è molto lavoro da fare, che dobbiamo un po' cambiare. Vorrei anche interloquire un attimo con Riccardo Maria Masiello, il dirigente del servizio promozione della regione, che è stato ad ascoltarci dall'inizio, che è un nostro fedele ascoltatore e che anche l'altra volta ci ha dato un contributo interessante. Dottore, come ha visto questa giornata? Intanto i contributi interessanti sono i vostri e sono tanti, no? Credo che ancora una volta ci sia stata indicata una strada e direi anche ben delineata. Innanzitutto direi che è importante, continua ad essere importantissima l'attività di formazione e informazione che fate attraverso la trasmissione. Poi e questo, diciamo, l'importanza della formazione è stata ben illustrata anche dall'imprenditore, da Federico Grom. E poi tutti questi dati che ci sono stati forniti ci servono per delineare la strada che potrebbe portare ulteriori flussi di turisti francesi nella nostra regione. È stato detto che il mercato è importante perché è il secondo mercato tra i mercati internazionali che alimenta
la nostra Sardegna, un mercato poco intermediato, perché si dice dal 30% in giù passa da tour operator e agenzie, ma è un mercato fortemente individualista. Un mercato, sembra, da quanto ci conferma la dottoressa Rossi, molto interessato all'outdoor, quindi al bike trekking, e in questo mi sembra coerente anche con gli sforzi che stiamo facendo di proporre prodotti turistici orientati a questo mercato. Si è parlato quindi bene anche del fatto che possa essere un'ottima opportunità di destagionalizzazione per quella del mercato francese. Ora, per creare bene questo flusso mi sembra che la strada sia quella di puntare quindi su diversi prodotti, non su un prodotto turistico unico, e quelli che sono stati delineati mi sembrano perfettamente coerenti con la nostra strategia, ma per promuovere non più una destinazione ma dei prodotti ci vogliono contenuti mirati, quindi il nostro sforzo è quello di sviluppare dei contenuti che ci agevolino a trasmettere il singolo prodotto su target specifici. L'ultimo intervento, questo appena finito, del dottor Musazzi, ci fa capire quanto possa essere importante la targetizzazione, ecco che quindi individuare i target interessati alle singoli prodotti turistici che noi possiamo proporre diventa una fase importante, poi veicolare il contenuto sviluppato ad hoc per alimentare l'interesse di questi target sarà la nostra sfida per il futuro. Ringrazio ancora tutti. Grazie dottore. Vorrei sentire a questo proposito, proprio sull'importanza della giornata per gli imprenditori anche, Confindustria. Gian Simone. Sì, no, ho seguito con tantissima attenzione tutti gli interventi e mi sono rimaste diverse cose impresse. In particolare Davide Iara, credo, ha parlato delle tre motivazioni che spingono i turisti francesi a muoversi. Uno è stato quello, forse in questo momento incidentale, della safety, della sicurezza, e chiaramente tutti la cercano. L'altro era quello dell'aspetto enogastronomico, e credo che la Sardegna possa offrire tanto su questo versante, e l'altro aspetto era quello culturale. Ora, da questo punto di vista, non che la Sardegna non possa offrire, anzi, forse però la ricchezza del patrimonio, specialmente quello archeologico, delle chiese eccetera, è molto sparpagliato in giro per la Sardegna, e quindi metterlo a sistema sarebbe cosa buona e giusta. Però sto pensando, qua mi rilaccio anche all'intervento che ha fatto Joseph Veillac, quando ha fatto riferimento per esempio al fatto che i turisti francesi siano andati in Croazia. Noi per esempio su questo versante, mentre imperava la pandemia, ci siamo mossi come Confindustria e abbiamo portato avanti un'iniziativa che spero porterà dei frutti molto importanti, che è una forma di turismo attivo a cui credo i francesi siano molto sensibili, e abbiamo fatto approvare dalla Regione Sardegna, prima in Italia, una legge sul turismo, sull'albergo nautico diffuso, intendendo una forma di navigazione costiera di imbarcazioni di lusso che potranno essere utilizzate per conoscere la Sardegna vista dal mare. Quindi questa è una cosa su cui credo che con i francesi, che sono molto amanti del mare, si potrebbe portare avanti con una certa intelligenza. E poi un'altra cosa di cui io sono fermamente convinto, doveva esserci Agostino Cicalò qua. Io sono andato all'inaugurazione della sua struttura alberghiera a Porto San Paolo, venne fatto un bellissimo buffet sulla terrazza e di fronte c'era Tavolara che si tocca con un dito. Io ho detto: questo è il vostro Louvre, gli dissi. Ma il concetto che voglio esprimere è che poi abbiamo già iniziato con un progetto che si chiamava Mediterraneo in Rete alcuni anni fa, facendo per la prima volta nella storia un convegno sull'isola di Tavolara. Noi abbiamo cercato di far ragionare, questo do anche l'input al dirigente della regione, di mettere in rete tutte le aree marine protette e parchi non solo del nord Sardegna ma anche del resto della Sardegna, per far sì che l'unione da Porto Conte fino ad arrivare all'Asinara, alla Caprera, ora c'è anche l'area marina protetta di Santa Teresa, fino ad arrivare a Tavolara, arrivare a Tepilora e giù, far diventare, visto che abbiamo deciso in passato di non fare campi da golf perché deturpavano territorio, perché avevano necessità, di fare invece di questi
questi valori che sono immensi, che sono valori ambientali, che potrebbero essere diffusi in particolare anche con le scuole, le università e comunque un certo tipo di turismo, amante dell'aria aperta, amante dei valori che possono essere conosciuti all'interno delle marine dei parchi, che possono essere sfruttati in periodi anche di bassa stagione con molto profitto. E poi ci aggiungerei un'ultima cosa, che si parla tanto di spopolamento dei paesini della Sardegna, di molti paesini spesso e volentieri, non solo dell'interno, anche vicino alle coste, e questo sarebbe un modo per rivalutare anche attraverso cosa che sta succedendo con i prodotti e col marchio dei parchi, così come avviene nelle Cinque Terre, ma sta avvenendo anche a Porto Conte, ad Alghero, a Stintino, diciamo tutta una serie di attività che sono strettamente legate al parco, che creano occupazione, tutta una serie di attività che possano sviluppare. Quindi diciamo, la messa insieme di tutti questi elementi credo che possano darci la stura e una serie di aiuti per fare quel lavoraccio improbo che è quello di cercare di stagionalizzare, e credo che se parliamo col turista francese di queste cose loro sapranno apprezzare quello che gli offriamo. Grazie Gian Simone, tieni pure il microfono, tanto noi siamo microfonati. Professor Usai. Lucio, possiamo essere contenti, un'altra giornata produttiva. Se devo pensare a 3 parole che possono sintetizzare i diversi momenti che abbiamo vissuto in queste ore trascorse insieme, posso riflettere sulle idee, tante idee messe in campo oggi, tante prospettive, sul coraggio, perché per affermare quelle idee e portarle sul mercato ci vuole il coraggio, che è quello degli imprenditori che devono aiutare questo prodotto ad essere molto performante e competitivo. E poi il sorriso, perché di fatto il nostro amico Grom ci ha ricordato che il sorriso è una componente talmente naturale e talmente di base di qualunque tipo di prodotto che non possiamo farne a meno. E allora questi 3 ingredienti, queste 3 dimensioni poi alimentano anche una visione alla Sardegna tanto cara, che è quella del turismo sostenibile. Se ci pensate, è un turismo naturale, un turismo che riesce a stare in equilibrio con tutto, esattamente come questi 3 ingredienti. Le idee ce le abbiamo tutte, il coraggio lo dobbiamo avere, ce l'abbiamo, delle volte non lo tiriamo fuori, e il sorriso è connaturato. E allora io credo che con queste 3 parole, con questo spirito, possiamo dare l'appuntamento alla prossima occasione. Lucio, a te l'ultimo saluto come padrone di casa. Sì, ci rivediamo ancora per 2 appuntamenti. Avremo per il prossimo mese, a novembre, il mercato Svizzera, che come abbiamo detto è il 3° mercato per importanza, e poi chiuderemo in bellezza col mercato del Regno Unito, quindi con gli inglesi, ricordandoci che quest'anno purtroppo gli inglesi sono mancati in maniera quasi totale, ma già dall'anno prossimo immaginiamo che il mercato si possa riaprire, per cui sarà molto interessante vedere le prospettive, le previsioni su quello che sarà un grande recupero del mercato inglese. Quindi io ringrazio tutti naturalmente. Naturalmente ringraziamo anche Maria Assunta e Max, che insomma svolgono un lavoro prezioso interagendo con gli interlocutori sulla radio. Ringraziamo naturalmente il dottor Masiello e la Regione Sardegna, che sono finanziatori di questa iniziativa, quindi ci credono, ci hanno creduto e continueranno a crederci anche per il prossimo biennio, visto che il programma continuerà. Un grande saluto a tutti e un grazie per tutti i vostri contributi e per l'attenzione che ci avete dedicato. Vi aspettiamo per la prossima edizione a novembre, il 17 novembre. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti.